Ok. Ma credo che manchi, vabbè, tanto Metti qui e faccio saluti ma che ci manca? Vabbè, Pietro, siediti di là, Ludovico vieni di qua. ok. Si sente? Benvenuti. Purtroppo questa pandemia ci costringe veramente a ridurre chi avrebbe voluto partecipare. Alcuni posti restano ancora liberi, ci sono persone fuori, adesso vedremo un po' come gestirle. Devo dire che sono un po' emozionato nonostante abbia dovuto correre da una parte all'altra perché questo evento nel mio cuore è molto importante. È molto importante perché sono 30 anni che siamo qui a Job, comincio ad avere una certa età e il tema che oggi andiamo a affrontarlo l'ho vissuto sin dai primi giorni. Ricordo anni or sono quando si discuteva fra una birra e l'altra in Germania quale fosse stata la via italiana al sistema duale. Sono passati un po' di anni e oggi ci troviamo qui a parlare di cose concrete e non più di pensieri e birre. Chiedo a Ludovico che è qui con me, insieme, di darvi un'inquadratura veramente generale, veloce, perché il tempo stringe, dell'evento. È un evento costituito in due parti, è un unicum. La prima parte è una parte tecnica, la seconda parte è una parte politica. Di questa parte qui, di questa prima parte tecnica, verremo accompagnati da Emanuele Crispoldi rispetto a rendere oggettivo il nostro dibattito. Parlo dei dati e della ricerca che è stata fatta. Sarà compito mio tenervi nei tempi come relatori. A Emanuele abbiamo dedicato 15 minuti perché i tempi per la presentazione non possono che essere più estesi. A ogni singolo relatore saranno dati 7 minuti. Ludovico, 2 parole anche a te. Lui è emozionato, ma anch'io sono emozionato perché sono molto più vecchio di lui e quindi e sono ancora più anni di quanti non ne abbia detti lui che di questo sistema di duale e di istruzione e formazione iniziale stiamo parlando. Il PNR è un'occasione eccezionale. C'è una sperimentazione che è stata fatta, gestita dal Ministero e le Regioni negli anni passati, che ha messo dei punti vitali fondamentali. Su questi punti vitali fondamentali io credo che noi possiamo oggi, a fronte della scommessa del PNRR, costruire un sistema. Il dibattito di oggi affronta questo tema sostanzialmente ed è questa una responsabilità che abbiamo tutti, il Ministero, le Regioni, le parti sociali, ma anche quelli come noi che sono dei signori che cercano di studiare i temi e di accompagnare il sistema dell'istruzione e della formazione professionale come fondazioni bancarie. Credo che sia un tema molto importante per il nostro Paese, sia per chi è più in difficoltà, tutti i ragazzi, i più giovani che sono più in difficoltà, ma più in generale perché sia possibile lo sviluppo del nostro territorio, perché il duale mette delle cose nuove fondamentali, la parola impresa formativa, il fatto che l'ente di formazione si apre al territorio, il fatto che ci sono dimensioni nuove in cui l'ente e la formazione, ma anche gli individui, entrano in una dimensione di sviluppo del territorio. Questa situazione di agentività, di sviluppo è, credo, una scommessa fondamentale in cui ci siamo ed è questo il tema che sarà il nostro dibattito. Grazie. Bene, prima di sentire Emanuele Crispolti abbiamo in linea l'assessore
della Regione Lazio, l'assessore competente, e ha problemi di tempo e ci ha chiesto se poteva intervenire perché poi ha difficoltà e quindi chiedo se si può collegare. Questi silenzi imbarazzanti. Prego. Possiamo sentirla? Ci sente? No. Sì, infatti è che non ci vedo da questo punto. Di Berardino Claudio dobbiamo collegare. Assessore alla formazione e lavoro, Regione Lazio. Buongiorno, assessore, ci sente? Chiedo a Emanuele nel frattempo se si vuole accomodare, che così vediamo se risolviamo questi problemi di connettività. Il 4.0. Emanuele, intanto ti lascio il posto. Se riusciamo a collegare l'assessore, al limite ti chiederò un breve stop. Mi hanno detto che per normative Covid i relatori possono parlare qualora abbiano una distanza superiore al metro. Possono parlare senza mascherine, intendevo. Questo lo dico per tutti. Bene, allora approfitto, visto che la distanza c'è, mi levo la mascherina che altrimenti è difficile anche intervenire e anche respirare, devo dire. Va bene, buongiorno a tutti, grazie moltissimo di questo invito in questo prestigiosissimo consesso. Io cercherò di stare nei tempi prefissati perché la giornata so che è molto ricca e gli interventi sono molti, molto interessanti. Per parlare di sistema duale effettivamente bisogna partire da qualche dato, certamente. Voi sapete che l'INAP supporta il Ministero e lavora come ente di ricerca sulla definizione anche delle politiche formative, ma certamente ha un problema di partenza, e cioè il fatto che in Italia la famosa interoperabilità delle banche dati è ancora un punto d'arrivo che non è ancora stato raggiunto. Quindi il lavoro che noi facciamo annualmente è intanto quello della ricostruzione dell'informazione che manca, proprio per avere delle informazioni dai referenti regionali che siano dettagliate, confrontabili e aggiornate. Questo ci consente di capire, diciamo, alcune delle dinamiche e quindi dobbiamo necessariamente partire da qualche dato di monitoraggio. Partirei da questo punto di partenza. Allora, il sistema duale con la sperimentazione BOBA parte nel 2016 e quindi prende corpo nel 2016-17. Nel 2019-20 noi abbiamo 37.800 unità circa, 37.800 ragazzi che fanno formazione all'interno del sistema duale, inteso come 400 ore minime di alternanza annuali realizzate all'interno di una impresa o comunque in un contesto lavorativo o in una impresa formativa simulata. Come è stato possibile raggiungere in così poco tempo un dato così significativo? Perché insomma, avvicinarsi alle 40.000 unità in 3 anni è un dato molto buono. E dobbiamo partire da quello che poi è il solito quadro nazionale che io presento sempre, che quindi vi scorro solo brevemente, e cioè l'attività dei centri di formazione professionale, le istituzioni formative che noi sigliamo come IF, che sono quella riga viola che vedete che ha una crescita costante, lenta ma direi lenta ma inesorabile, che è arrivata a 157.000 unità. Questi sono percorsi che hanno comunque un monte ore di alternanza già molto significativo. Ecco perché è stato possibile in poco tempo arrivare ad avere 37.000 allievi che fanno ben 400 ore annue di alternanza.
I dati diciamo, che riguardano il sistema duale partono da alcuni presupposti e da alcune considerazioni. La prima è che il sistema duale evidentemente ha dei vantaggi innegabili sulla formazione di aula, perché abbiamo la possibilità per i ragazzi di acquisire non soltanto delle competenze tecnico-professionali, ma anche di sviluppare quelle cosiddette soft skills, cioè le competenze trasversali che poi sono il vero valore aggiunto della capacità di un giovane di inserirsi in un processo di lavoro e che sono poi quegli elementi che fanno dire a un imprenditore sì, scelgo una persona piuttosto che un'altra, a secondo che questi ragazzi siano in grado di relazionarsi nel loro contesto, di capire qual è il livello di autonomia che possono avere, di riuscire ad imparare i processi produttivi anche in maniera autonoma, di relazionarsi con i clienti, i colleghi, lavorare in gruppo, essere autoimprenditivi anche nel senso di come dire, autopromuoversi e collocarsi correttamente all'interno di un contesto lavorativo. Un altro elemento come dire, di indiscutibile vantaggio è certamente il fatto che le competenze tecnico-professionali che si apprendono in situazione all'interno di un'impresa sono evidentemente delle competenze molto aggiornate, perché sono le competenze che servono misurandosi con i processi produttivi quotidianamente. Voi sapete che molti imprenditori lamentano un certo gap fra le competenze in uscita dai percorsi dei ragazzi che fanno lavoro d'aula prevalentemente e quelle che poi servono il giorno dopo per lavorare. Ecco, certamente fare molta alternanza significa che le competenze sono inesorabilmente, direi io, aggiornate, perché sono quelle che diciamo, si confrontano con il lavoro quotidiano. Poi noi dobbiamo guardare naturalmente anche i punti di debolezza del sistema per lavorarci e per migliorare. Questa mappa dell'Italia ci dice una prima cosa. Questi sono dati di monitoraggio 2018-2019 e stiamo scrivendo il 19-20, quindi vi anticipo già qualche trend, altrimenti restiamo troppo indietro. Stiamo anche acquisendo i dati 2021, ma su quelli ancora non ci sono evidenze. Questa cartina dell'Italia ci dimostra in maniera molto chiara qual è forse il principale vulnus del sistema duale, cioè il fatto che abbiamo molti interventi e molta partecipazione nelle regioni del nord, una buona partecipazione del centro e un sud che invece è fortemente sottorappresentato. Questo è il dato 18-19, possiamo anticipare come dire, un trend del 19-20 che è, scusate, 19-20, la piantina è 18-19, il totale di 38.000 è 19-20 e sul 19-20 possiamo dire che c'è un miglioramento di questa situazione, perché le regioni del nord incrementano ulteriormente la quota di giovani in formazione duale. Al centro diciamo che c'è una certa riduzione delle regioni che avevano numeri più consistenti, cioè Toscana e Lazio, ma c'è un incremento robusto delle piccole che erano partite molto, molto piano, quindi Umbria, Marche, così come pure Abruzzo e Molise, e c'è una evoluzione molto positiva per quanto riguarda la Campania e ancora più significativa numericamente per quanto riguarda la Sicilia. La Sardegna non sarà più grigia perché si avviano i primi percorsi in duale. Purtroppo resta grigia la Basilicata che non ha ancora nessun numero. Naturalmente faccio un inciso, non lasciatevi ingannare dal grigio di Trento e Bolzano che ovviamente non partecipano alla sperimentazione in quanto definita come 400 ore minime. Trento e Bolzano sono patria del duale, insomma lo sappiamo. Quindi restano diciamo, indietro sicuramente le regioni del sud-est potremmo dire, quindi il blocco che è costituito dalla Puglia, Basilicata e la Calabria che ha dei numeri ancora molto bassi. Questo diciamo, è un primo problema che ci troviamo. Quali sono gli anni formativi più interessati? Sicuramente si va affermando un modello di formazione in duale nella IFP che ha prevalentemente il duale al terzo e al quarto anno e questo è ragionevole e comprensibile, si punta di più sui ragazzi più grandi evidentemente. I numeri sono alti al terzo e al quarto anno, in particolare proporzionalmente il quarto anno è molto coperto. Il trend del nuovo anno che stiamo andando a consolidare vede un ulteriore salto robusto del quarto anno, che quindi aumenta ancora di molto, e vede poi dei numeri particolari al primo anno, nel senso che c'è un grande incremento anche del duale del primo anno in alcune regioni, in particolare Sicilia e Lazio, qualcosa che dovremo poi osservare e capire meglio, ma comunque diciamo, si va riequilibrando un pochino anche quella che è la fascia d'età. Non abbiamo più soltanto ragazzi diciamo 17 anni e oltre, ma abbiamo anche alcuni ragazzi più giovani.
il duale che rappresentava il 21,8% sale ulteriormente, ci avviciniamo verso il 24%, quindi diciamo, abbiamo ormai una percentuale di allievi in duale che nel 19-20 sta intorno a 1 su 4 praticamente. Quali tipologie di alternanza? Sapete che in duale appunto c'è l'alternanza rafforzata, cioè minimo 400 ore annue all'interno di un'impresa. Esiste l'altro strumento che in qualche modo è diciamo, sussidiario a questo, che è quello dell'impresa formativa simulata, cioè delle modalità di simulazione diversamente intese anche a partire da una serie di applicativi informatici che consentono, laddove non sia possibile, non sia sempre possibile mettere in formazione i ragazzi all'interno delle imprese, comunque creare delle simulazioni che abbiano comunque un valore. È uno strumento che ha una sua validità e che è comunque molto interessante. Tutti capiamo che non può ovviamente essere paragonato al vero contesto lavorativo. Quel dato è positivo, nel senso che ci accorgiamo che sono solo un 5% quei giovani che fanno soltanto l'impresa formativa simulata, gli altri fanno o alternanza rafforzata o sia l'uno che l'altro. Quindi oltre il 95% dei ragazzi fa comunque esperienza di lavoro in azienda. Le figure professionali sono le stesse preferite, sono le stesse del sistema IFP in generale, quindi benessere e ristorazione, quindi non mi ci soffermerei. I qualificati erano circa 8.000, qui troveremo un salto sull'annualità successiva di circa 1 migliaio, 1.000-1.500, poi naturalmente insomma, vedremo i dati di dettaglio, e sui diplomati avremo invece un incremento sicuramente ancora più significativo. Poi ci sono i percorsi in duale sugli FTS che sono in realtà piuttosto limitati come numero, perché abbiamo 1.639 iscritti e sono prevalentemente in Lombardia, in Emilia-Romagna e qualcosa nelle Marche. Sono piccoli anche i numeri dei percorsi modulari per NEET, cioè quei percorsi che organizzati per moduli consentono di riallineare le competenze dei giovani che hanno già fatto delle esperienze formative, che sono in genere più grandi dei 14-17 anni, 14-17 anni che troviamo nei percorsi e che sono entrati come prima scelta, e sono dei moduli che consentono quindi di colmare quei buchi diciamo, di competenza tale da poter consentire due soluzioni: o l'acquisizione direttamente di una qualifica, di un diploma, o più frequentemente un rientro all'interno dei percorsi formativi. In questo caso bisognerà andare a definire un pochino meglio questo concetto di modulari e anche il target a cui questi si applicano, per andare a definire dei percorsi che non siano dei percorsi praticamente interi di formazione, ma siano dei percorsi veramente di modularità che consentono di recuperare giovani che hanno già fatto delle esperienze formative. Un dato che riguarda l'apprendistato. Il dato sugli apprendisti di primo livello: voi sapete che mentre nella formazione professionale, nella FP, abbiamo una differenza, come dire, evidente tra il duale e il non duale, perché il duale sottostà alla regola delle minimo 400 ore, quindi i percorsi diciamo standard invece non hanno questa regola, anche se poi magari fanno ugualmente 200-300 ore di formazione in impresa. Sull'apprendistato di primo livello non c'è una discriminante fra l'apprendistato di primo livello duale o non duale, è soltanto la borsa di finanziamento quella che di fatto determina la collocazione da una parte o dall'altra. In assoluto il numero degli apprendistati dei ragazzi in apprendistato di primo livello sappiamo che è un numero basso, questo è un dato 17-18, insomma comunque siamo intorno alle 6.000 unità, che sono un po' cresciute poi nell'anno successivo. Se consideriamo che 3.000 di questo sono a Bolzano, è evidente che abbiamo praticamente solo la Lombardia che ha un impatto considerevole con 2.000 apprendisti. Poi ci sono dei numeri in Piemonte, in Veneto, evidentemente che è quello che ha poi un numero più alto, abbiamo poi dei numeri più piccoli in Lazio, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, ma insomma diciamo è un numero che sicuramente è basso e poi che può essere fortemente incrementato. Qui lo sappiamo che i problemi fondamentali dell'apprendistato di primo livello sono quelli che riguardano gli aspetti burocratico-amministrativi, perché le aziende fanno fatica diciamo, a star dietro a tutta una regolamentazione che è sia nazionale che regionale, che ha diverse regolamentazioni regionali, e quindi diciamo, l'impatto sull'imprenditore che assume in apprendistato è un impatto diciamo, abbastanza complicato.
si ha la netta preferenza nello spostarsi verso i giovani 17-18 anni che entrano nell'apprendistato professionalizzante, quindi è vero, ci sono meno incentivi fiscali e contributivi, però è anche vero che ci sono molti meno vincoli e molte meno complessità. Quindi bisognerà trovare, diciamo, delle soluzioni a questo tipo di situazione. Teniamo presente che il valore poi degli apprendisti è, diciamo, insomma, quello di ragazzi che vanno avanti in un percorso che è sia di formazione che di lavoro allo stesso tempo, quindi insomma, non pensiamo più che siano, come si pensava un tempo, i ragazzi meno preparati che sono finiti in apprendistato. Al contrario, sono ragazzi molto bravi che riescono a far fronte a tutte e due le attività contemporaneamente e che hanno un tasso di completamento che sta intorno al 94%, cioè quasi tutti gli apprendisti che iniziano e poi arrivano in fondo a acquisire qualifica, insomma. Anche se poi, diciamo, insomma, dal punto di vista dei contratti di lavoro, insomma, anche lì ci sono delle criticità. Un dato che mi piacerebbe inserire in questi ultimi minuti è quello che riguarda le proiezioni che sono state fatte da Excelsior, quindi Unioncamere e ANPAL, sui dati che riguardano le prospettive assunzionali dei giovani riconducibili alle qualifiche e ai diplomi della IFP. Il dato ci dice che di questi 80.000 giovani che escono come qualificati diplomati annualmente dal sistema IFP soddisfano solo una parte della domanda delle imprese. Addirittura la proiezione, e non è neanche una delle proiezioni più positive, è uno scenario, diciamo, di livello medio-basso, ipotizzano che annualmente le aziende cerchino altri circa 73.000 giovani. Quindi una prospettiva di sviluppo del sistema IFP, in particolare del duale, molto rilevante. In rosso trovate quei settori che hanno una mancanza, un gap maggiore, uno scarto maggiore. Quindi al settore meccanico mancano alle imprese 26.000 ragazzi, 10.000 nel benessere, 12.000 ai servizi di vendita, 9.000 nel settore edile, 5.000 nei sistemi e servizi logistici. Questi ultimi due settori in particolare soddisfano pochissimo delle richieste delle imprese, cioè un fabbisogno che sta fra il 2 e il 4%, quindi c'è una quota di richieste in evase molto, molto significativa. Che cosa bisogna fare per ridurre questo gap? Bisogna lavorare certamente sul fronte della progettazione a livello di repertori, naturalmente, quindi introducendo le nuove figure e anche molto ritarando le esistenti, perché poi nella ridefinizione dei repertori quello che salta più all'occhio sono le nuove figure, ma dobbiamo tenere presente la ridefinizione degli standard formativi delle figure già in essere, che è un elemento anche molto importante quando si rinnova un repertorio. E anche non solo, diciamo, il repertorio nazionale, ma le curvature cosiddette, le chiamiamo così, a livello regionale, cioè quelle operazioni di adeguamento che fanno alcune amministrazioni regionali sulla base delle analisi però mirate dei fabbisogni imprenditoriali per far sì che l'operatore agricolo, l'operatore della ristorazione del Veneto, del Piemonte o della Sicilia abbiano, oltre agli standard nazionali, delle specificità per rispondere alle esigenze del mercato locale. Indirizzare poi finanziamenti da parte delle regioni verso le figure con maggiori prospettive occupazionali. Ecco, bisogna cominciare a focalizzarsi, a partire da quel gap che abbiamo visto, proprio su quelle figure che hanno maggiori possibilità di trovare occupazione. E questo sul fronte, diciamo, quindi dei finanziamenti è un impegno che sta alle regioni. Sul fronte poi delle famiglie invece bisogna andare dall'altra parte e convincere e raccontare alle famiglie che alcune figure sono forse meno appetibili, possono essere forse tutti cuochi, però diciamo certamente alcune figure, per esempio nel settore edile della logistica, trovano occupazione con molta facilità. Tutto questo il work-based learning, vado a chiudere, gioca un ruolo ovviamente essenziale perché, come dicevo, dà quella prospettiva di ancoraggio al mercato che è fortissima e che consente proprio di sviluppare quelle competenze che il mercato richiede e mi ripeto, e anche di potenziare quelle competenze chiave che sono un volano fondamentale per la transizione al lavoro. Vi ringrazio. Grazie Emanuele. Aggiungo due cose banali. Come sistema ENAIP noi abbiamo circa 20.000 ragazzi. Credo di essere stato fra i soggetti
come organizzazione che più ha spinto per il sistema duale. Vi do 2 dati ed è un invito a Emanuele nella sua qualità di ricercatore. Forse dovremmo cominciare, io credo che il nostro bisogno di paese sia un bisogno di riprendere ricerca in questo sistema, e un invito a Emanuele deve essere anche una ricerca. Io ho una grande estrazione economica e sono prestato alla mia impresa sociale, però analizzare di più i comportamenti del consumatore come scelta credo che sia qualcosa che dobbiamo cominciare a fare. Vi do un dato sui nostri ragazzi misurato a distanza: il chilometri di percorrenza del ragazzo in sistema duale è circa 10,3 chilometri. Un ragazzo va a fare un sistema duale in un'impresa posizionata a valore medio 10,3 km. Naturalmente è un valore medio, nella provincia di Belluno la distanza non può essere che superiore, in capoluoghi di provincia a maggiore densità è sicuramente inferiore. Chilometri di scelta, scelgo questa scuola, quanto dista, siamo intorno a 11,1. Credo che essere presente a una platea di persone estremamente intelligenti più di me, questo dato vi dice tutto. Introduco Pietro Tagliatesta, e lo introduco con un ringraziamento ancora una volta, perché se non fosse per lui tante di queste cose che oggi stiamo facendo non sarebbero possibili. E quindi Pietro, ti chiedo scusa se a volte sono uno stalker. Ti chiedo scusa se nei miei momenti di bisogno, di certezza, ti telefono, ti rompono le scatole, però poi alla fine ancora una volta realizziamo queste cose perché esisti anche te. A te la parola. Grazie Giorgio delle belle parole, vi ringrazio a tutti. No, se ce ne fossero di stalker come te, ne conosco altri che sono ben peggiori, non ti preoccupare. Allora, abbiamo pochissimo tempo, quindi io penso che andiamo subito all'essenza della questione. Volevo soltanto dire che il tavolo che ci seguirà è la testimonianza di un interesse veramente importante sul sistema duale, e di questo naturalmente me ne rallegro. Andiamo a quelle che sono le risorse. Credo che è importante anche pensare alle risorse che il Ministero del Lavoro ha messo in campo. Il Ministero del Lavoro, sin dall'inizio della sperimentazione, ha investito molto su questa misura. È partita con un ammontare finanziario, e adesso si è consolidato dal 2018 in pratica sono 75 milioni a regime, a cui si aggiungono altri 50 che praticamente vengono messi in ogni finanziaria. Facciamo sempre una battaglia per la finanziaria, ma ormai diciamo che si è quasi consolidato anche nei nostri politici, diciamo, l'idea di rafforzare il sistema duale anche ogni anno nella legge finanziaria. Oltre a questi, dal 2019 poi noi eroghiamo altri 190 milioni per la IFP, e dal 2019 abbiamo inserito una possibile flessibilità dell'utilizzo di queste risorse, cioè in pratica si possono utilizzare anche le risorse dell'IFP in modalità duale. Quindi c'è una piena scelta da parte delle regioni di poter costruire un'offerta formativa adeguata a quella che è il territorio. Accanto a queste, lo scorso anno abbiamo lì, quando si parlava di PNRR, ci è arrivata appunto la richiesta di quali potessero essere gli investimenti del Ministero, e noi abbiamo proposto la scheda duale. Una scheda che è stata fortemente caldeggiata, fortemente motivata e approvata. Non tutte sono state approvate, questa è stata approvata, evidentemente c'è quindi è stata ben, diciamo, supportata, e si è vista naturalmente come una delle politiche, queste fondamentali anche a livello di Commissione europea, di transizione scuola-lavoro e di politiche formative per i giovani. La decisione del Consiglio quindi ha approvato del Consiglio ha approvato a luglio la scheda prevede un investimento, qualcosa di diverso quindi da una riforma, perché per chi un po' ha visto il PNRR ci sono delle riforme, questo è un investimento, quindi un rafforzamento di qualcosa che è già in essere.
L'ammontare è di 600 milioni di euro per 5 anni fino al 2025, che è il termine della misura. Il primo milestone così era la definizione dei criteri di riparto delle risorse che poi verranno assegnati, e abbiamo fatto un tavolo già con il direttore, naturalmente, che è stato il 10 novembre, e già abbiamo definito il decreto ministeriale, che già è avviato l'iter per la firma del ministro di questo decreto. Poi seguiranno dei decreti direttoriali nel primo semestre del 2022, dove si definiranno quelle che sono la gestione delle risorse e tutte le modalità. Devo dirlo, molto molto complesse, perché si sta definendo la governance del PNRR, e anche le modalità di gestione sono molto complesse. Per chi ha avuto modo di leggere un po' le linee guida trasmesse dal MEF, forse si è potuto rendere conto della complessità anche che sarà gestire queste risorse. Per il primo anno è stato deciso con le regioni di un primo ammontare di 120 milioni, ma negli anni successivi si è deciso di ogni anno, ci sarà un altro decreto ministeriale nel quale si definirà l'importo che verrà distribuito. Questo perché? Perché si vuole valutare l'andamento dell'azione, si vogliono valutare anche insieme alle regioni le azioni per facilitare la realizzazione dell'azione. Per quanto riguarda il target, ecco, questo target è molto ambizioso, nel senso che noi abbiamo visto i dati, c'è quindi una baseline di 39.000 giovani nel sistema duale, e nel 2025 dobbiamo raggiungere 135.000 ragazzi all'interno del sistema duale. Quindi voi potete capire, insomma, che il target è molto ambizioso e molto sfidante per tutti quanti. Per il Ministero, per le regioni, per le imprese. Qui è un'azione questa che, perché per potersi veramente realizzare, per poter raggiungere quel target, ha bisogno di tutti, è di un'unità di intenti, perché e ora passo un po' a qualche considerazione. Poi allora, i divari territoriali è una criticità, lo sappiamo benissimo, che in alcuni territori, non soltanto del sud, non voglio dire, perché spesso non soltanto del sud, ci sono delle difficoltà. È naturale che la sperimentazione è partita e si è sviluppata laddove c'era una struttura già consolidata. Laddove non c'era ha avuto difficoltà, però ecco, il lato positivo è che ormai tutte le regioni stanno cominciando ad entrare in un percorso duale, a infrastrutturare, e quindi diciamo che la sperimentazione, e poi dopo che è andata a sistema, però il duale, il PNRR sarà l'occasione per veramente mettere a sistema e per rafforzare questa misura. Stiamo naturalmente pensando ad alcune azioni per colmare il gap, azioni di capacitazione amministrativa, eventuali assistenze che si potranno dare a quelle regioni che effettivamente hanno difficoltà. Sono tutte azioni che noi naturalmente concorderemo con le regioni. Si è avviato proprio per condividere il decreto un tavolo tecnico, e proprio nel dettato costituzionale noi prenderemo decisioni insieme alle regioni. Ha parlato dei quarti anni, Emanuele, quella è anche una criticità che noi sinceramente vorremmo sanare. Perché? Perché non dare il quarto anno non vuol dire penalizzare il ragazzo a non accedere a quella filiera formativa lunga sul quale noi stiamo investendo, anche con qualche
diciamo, proposta che magari si potrà fare anche di tipo normativo. Noi la filiera lunga, IFP, IFTS, ITS è sicuramente quello che noi ci auguriamo, una valorizzazione di questa filiera, una valorizzazione degli IFP, cioè il duale di positivo ha avuto anche molto una valorizzazione degli IFP, a partire anche dagli esiti occupazionali. Emanuele non l'ha detto, ma gli esiti occupazionali sono veramente incoraggianti, perché a 3 anni i qualificati sono al 62% e i diplomati al 69%. Quindi l'IFP e il duale si stanno veramente configurando come un percorso alternativo ai percorsi ordinamentali, ma veramente performante. L'ultima cosa sull'apprendistato. L'apprendistato di primo livello, noi ci stiamo lavorando, abbiamo un tavolo tecnico sull'apprendistato con le regioni, con le parti sociali. È vero che l'apprendistato di primo livello ha delle specificità particolari, il doppio status, diciamo, del ragazzo studente lavoratore porta con sé delle difficoltà che però noi stiamo cercando di sanare o quantomeno di facilitare. Poi effettivamente lì entra anche in gioco un po' come dire, anche il ruolo delle imprese che forse il ruolo, nel senso che questa diventa un po', noi abbiamo sempre il riferimento del sistema tedesco. Lì è quasi un dovere sociale, diciamo, per le imprese assumere i ragazzi e fargli fare un'esperienza in duale. Quindi noi dobbiamo andare un po' forse al di là della mera convenienza dell'utilizzo di quel ragazzo che comunque c'è, ma dire che stiamo investendo sui giovani per un futuro, dare quindi ai giovani delle competenze. Noi stiamo anche sull'apprendistato valorizzando le competenze. Il ragazzo che fa l'apprendistato deve avere un'attestazione in più, un qualcosa in più che lo differenzia dal dal ragazzo che ha fatto l'IFP, benissimo, però anche l'apprendistato va valorizzato, e quindi proprio in termini di spendibilità delle soft skills, ma anche in spendibilità di quelle che sono le competenze tecnico-professionali che sono state acquisite. L'ultima cosa, l'offerta formativa deve essere un'offerta formativa che dobbiamo, allora noi il Ministero abbiamo aggiornato quelle che sono le figure professionali da poco, però ci deve essere una consapevolezza che la formazione deve essere strutturata in relazione a quelli che sono i fabbisogni e occupazionali, e anche per esempio in quei territori dove spesso si dice non c'è un contesto industriale, bisogna farlo una progettazione che sia sulle specificità del territorio. Quindi ci deve essere anche su questo uno sforzo per esempio da parte delle istituzioni di aggiornare molto più rapidamente il repertorio professionale. Mi sembra che sono passati 6, 7, 8 anni dall'ultimo, quindi sicuramente su questo dobbiamo fare, ma anche le regioni devono aggiornare i loro repertori, e forse anche l'offerta formativa deve essere molto più, come dire, variegata e intercettare i reali bisogni occupazionali. Mi fermo qua, non so quanto ho fatto, ma spero di essere stato nei tempi. Grazie. Pietro, grazie. Sei stato nei tempi. Aggiungo due cose prima di passare la parola a Raffaella per Ampal Servizi. Questo lo dico con orgoglio, e a volte ci dimentichiamo. In rappresentanza della European Vocational Training Association sono stato chiamato a contribuire, in realtà poche parole, alla dichiarazione di Osnabrück. E non è tanto tempo fa, è dicembre 2020. I nostri ministri tutti l'hanno firmata. E è inquadrata, come ovviamente sapete, nei pilastri, ma work-based learning è riportato in maniera forte e continua, e in continuità da Bruges in poi. Credo che anche su questo, se vi fosse un dubbio in continuità, al di là del PNR, dove possono essere posizionate le risorse e cosa ci chiedono
e soprattutto ripensare anche i quarti livelli EQF, perché questo ci stiamo chiedendo, perché è una posizione forte anche europea. E altra cosa, ripensare una didattica anche alla luce del quadro delle, non so come si dica in italiano, delle microcredential. Dobbiamo immaginare anche nei percorsi di FP comunque dei percorsi short che permettano di stare nel bisogno del mercato, perché sennò è sempre lo stesso problema, da quando inizio scuola a quando finisco è cambiato il mondo. Raffaella. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, sono di Ampal Servizi, quindi la sperimentazione duale, mi scusate, mi ero abituata. Allora, abbiamo contribuito ad attuare la sperimentazione duale, abbiamo fatto le notti nella selezione dei 300 enti di formazione, quindi, e poi successivamente abbiamo fatto l'assistenza tecnica sugli enti di formazione e sulle regioni, quindi seguendo complessivamente tutto il sistema. Grazie a Pietro Tagliatesta, che anch'io ringrazio, abbiamo fatto anche l'attività di assistenza tecnica verso il Ministero. Grazie dei dati che sono stati dati da IPNAP, sono dati fondamentali, però io vorrei aggiungere un altro elemento fondamentale della sperimentazione che va un po' al di là dei numeri, e è il fatto che ha messo in risalto tutto ciò che non funzionava. Scusate, non voglio fare la depressa, voglio dire che è una cosa importantissima, perché si è potuto verificare, per esempio soprattutto sul lato dell'apprendistato, quali erano tutti gli elementi che lo rendevano complicato a livello di procedure. Questo ha portato con il Ministero ovviamente adesso a fare delle proposte di modifica per renderlo più fluido, ma nello stesso tempo anche è stato un circolo virtuoso, perché noi per esempio con gli enti di formazione della Lombardia abbiamo fatto dei tavoli per ragionare e per cercare di mettere a sistema tutto il flusso per la Lombardia, che fa tanti apprendistati come avete potuto vedere. Quindi abbiamo sistematizzato tutto il flusso, tutti gli strumenti e tutte le soluzioni che loro trovavano nella stipula dei contratti di apprendistato, e ci siamo accorti che proprio c'erano dei buchi dove non si avevano risposte, e di conseguenza questo creava in un qualche modo da parte degli enti di formazione trovare delle soluzioni anche un po' artistiche, e da parte delle imprese invece il rischio che ci potessero essere dei problemi. Tutte queste problematiche sono state riportate all'interno di un manuale dell'apprendistato, ai tempi si chiamava Vademecum, e l'abbiamo portato a Pietro Tagliatesta, che in quel momento stava riattivando con decreto il tavolo dell'apprendistato, dove Ampal Servizi da decreto insieme ad INAP fanno assistenza tecnica. Il manuale è stato verificato, si è ritenuta la validità dello strumento e di conseguenza siamo ritornati sul territorio, quindi non più soltanto esclusivamente sulla Lombardia, ma in tutte le regioni dove si facevano apprendistati e quindi si potevano dare dei contributi effettivi sulle problematicità. Raccolte tutte le criticità, le abbiamo riportato al Ministero, al tavolo tecnico, e il Ministero a quel punto ha cercato di trovare tutte le soluzioni nell'interlocuzione con INPS, INAIL, con tutti, cioè proprio con tutti quanti. Quindi adesso abbiamo uno strumento che, laddove è possibile, risolve tutte queste criticità, e quindi io questo ritengo che sia un elemento fondamentale. A breve verrà deliberato dall'organismo tecnico, verrà approvato dall'organismo tecnico e uscirà con una determina, giusto Pietro? Con una circolare del Ministero del Lavoro, quindi dovrebbe essere una cosa più o meno a breve. Sappiamo all'incirca dei tempi? No, comunque insomma, a breve, ecco, comunque è una cosa già completa.
Un altro elemento su cui io vorrei insistere è un po' il lato imprese. Lato imprese e lo sviluppo della capacità formativa delle imprese. Questo è un elemento un po' complicato. È vero che è fondamentale capire quali sono i profili professionali, le competenze e tutto quanto, ma fondamentale è lo sviluppo della capacità formativa delle imprese. Vi faccio un esempio. Noi abbiamo partecipato al progetto Qualit con la Camera di Commercio tedesca che puntava alla formazione dei tutor aziendali. Che cosa è successo? Che in questi corsi hanno partecipato una percentuale minima di tutor aziendali. Prima cosa perché le aziende non hanno la cultura, allora consideriamo che stiamo parlando di piccole e piccolissime aziende e quindi c'è il problema della cultura del tutor aziendale. In secondo luogo c'è la questione che se mandi un tutor in formazione ovviamente c'è un problema che non guadagni, quindi stringendo. Quindi secondo me si dovrebbe puntare al riconoscimento del costo del lavoro, al rimborso del costo del lavoro dei tutor che si mandano in formazione. E in secondo luogo, buongiorno senatore Bobba, non si può non salutare, interrompersi per salutarla, anche perché stiamo parlando della sperimentazione Bobba, quindi non impossibile. E secondo luogo bisognerebbe ripuntare sul riconoscimento del costo dei tutor nelle attività nei percorsi di assistenza individuale. L'altra cosa, un'altra sperimentazione che invece è stata fatta in Veneto e anche questa io ritengo che deve essere replicabile dove possibile in tutte le regioni. Pietro Tagliatesta parlava dei repertori regionali. Se si va in un'azienda, quando viene fatto il tavolo tecnico, scusatemi, il tavolo tecnico che è stato fatto sui compiti operativi in Veneto riguarda il fatto che i repertori regionali della IFP, come tutti i repertori regionali anche della formazione continua, declinano il profilo per competenze e per abilità. L'azienda, il tutor aziendale, quando ha un ragazzo, e oltretutto la maggior parte dei casi abbiamo un minorenne, deve capire precisamente quali sono tutte le attività che deve svolgere, le attività formative, perché le aziende hanno una capacità formativa che neanche loro alle volte sanno di avere. Questa è una cosa che abbiamo trovato proprio quando ci siamo trovati a fare l'attività di assistenza tecnica. Se le abilità e le competenze vengono scandite per attività minime che devono essere svolte dall'impresa, cioè il ragazzo oggi entra, il tutor formativo, il tutor aziendale gli deve fare tutta una serie di passaggi. Tutto questo conseguentemente deve avere una valutazione. Di fatto il ragazzo acquista quella determinata competenza, è valutabile in quella determinata competenza. Tutto questo può essere replicabile e c'è stata una delibera della Giunta regionale del Veneto nel 2018, adesso verrà aggiornato, si sta facendo questo lavoro e verrà aggiornato a breve, cioè ovviamente si sta facendo l'iter perché era sul repertorio che è stato aggiornato. Però tutto questo potrà essere applicato su qualsiasi repertorio della formazione professionale, della formazione continua anche, perché è tutto collegato alle ADA e all'Atlante del lavoro, quindi non si sta ragionando per cose parallele, quindi non riconducibili. Tutto questo è fondamentale perché determina il riconoscimento delle competenze e la portabilità delle competenze stesse, soprattutto in un momento come col piano nuove competenze, che tutta l'attività avrà una parte, tutta la formazione avrà una parte di applicazione pratica in impresa. Leggendo l'analisi della sperimentazione, l'analisi della sperimentazione duale, io devo dire che sono d'accordo sul fatto che ci deve essere il rafforzamento degli uffici di placement degli enti di formazione professionale. Gli enti di formazione professionale devono andare in due direzioni: da una parte l'attività formativa e devono entrare a pieno titolo nella rete degli attori del mercato del lavoro e di conseguenza devono avere degli strumenti, degli uffici di placement ben strutturati. E poi l'altra cosa, devono diventare la prima scelta.
Questo è un merito della sperimentazione. Sono aumentati i numeri della prima scelta da parte dei ragazzi e delle famiglie, però c'è ancora è fondamentale anche il ruolo di supporto alla dispersione scolastica, evitare la dispersione scolastica, però devono diventare, come diceva Pietro Tagliatesta, una scelta effettiva e la prima scelta, quindi bisogna agire pesantemente sulle famiglie, ci deve essere una mappatura dell'offerta formativa evidente su tutti i portali regionali, in modo che sia un percorso parallelo ma collegato attraverso le passerelle, perché non è che i ragazzi che vanno alla IFP hanno qualcosa di meno, hanno esclusivamente una diversa modalità di apprendimento, una diversa intelligenza e devono però avere la possibilità di passare da un percorso formativo all'altro, non creiamo altri ghetti. Grazie a tutti dell'attenzione. Grazie Raffaella. Purtroppo spesso sono dovuto intervenire, nel senso devo firmare i passaggi, le passerelle. Vi do un dato: in un centro che noi abbiamo a Cittadella, l'altro giorno ne ho firmate 57. 57. È significativo come dato. Stiamo parlando di cosa? Di 2 mesi? 3 mesi? Siamo in Verona e siamo ai confini con la regione Lombardia e storicamente il Veneto ha sempre avuto quest'idea che la Lombardia fosse posto più forte e si discuteva perché Brescia era il confine, forse fossero meglio i veneti o fossero meglio i lombardi. Oggi qui non c'è con me l'assessore, per fortuna arriva dopo, e quindi ci si chiedeva chi faceva più apprendistati, chi ne faceva meno. E poi c'è un'altra regione, il Piemonte, che io invece guardo sempre con grande attenzione, con le grandi azioni che ha fatto anche nel periodo Covid, e vi faccio veramente i complimenti, una grandissima idea anche di supporto. L'idea forte è formazione, competitività e inclusione, e voi lo realizzate. Arturo, a te la parola. Grazie per l'invito, un'iniziativa veramente interessante che ci ha visti e ci vede come regione coinvolti sia per quanto riguarda naturalmente il sistema di FP sia per quanto riguarda il duale. Pensavo di partire anche perché gli interventi precedenti hanno richiamato le politiche e l'esigenza di integrazione. Ecco, all'interno del sistema regionale questo è un po' la mappa, ecco. Sviluppo del capitale umano, politiche per l'occupazione, politiche dell'inclusione. Naturalmente parlando di FP siamo sul primo livello, però a noi piace vedere come il sistema della formazione professionale sia strettamente collegato al sistema di orientamento permanente, ma anche al sistema delle politiche attive e dei servizi al lavoro. Ecco, in sostanza noi abbiamo poi sviluppato anche queste categorie di intervento e quindi ipotizzato e sviluppato degli sviluppi di competenze particolari per le categorie che richiamavo, ma vado veloce perché pensavamo anche uno sguardo velocissimo sugli investimenti annuali della Regione, quindi sulle competenze, sui IFP e lotta alla dispersione 100 milioni, 15-20 mila persone, sull'occupazione 15 milioni per gli apprendisti, 15 mila persone, all'interno dei 30-35 milioni annui sulle 20 mila persone, sempre in ambito occupazione, e l'inclusione 10 milioni, 1000 persone l'anno. Ci piace anche qui un richiamo velocissimo, però veniva accennato le evidenze valutative, cioè in sostanza il sistema IFP continuamente verifica le evidenze sul quanto riguarda la riduzione alla dispersione scolastica, l'inserimento occupazionale e anche l'apprendistato, l'occupazione e quindi gli esiti occupazionali e l'inclusione sociale. Ecco, quindi le evidenze valutative sono uno degli elementi portanti. Per quanto riguarda l'IFP, richiamerei velocemente i percorsi fatti in Piemonte, quindi i percorsi diciamo ordinari, triennali e quarti anni, gli interventi di sostegno,
quindi disabili, ma anche laboratori di sostegno individuali, laboratori di accompagnamento e recupero per apprendisti, accompagnamento all'apprendistato e poi percorsi duali, sia nei triennali che nei percorsi di diploma tecnico. Anche noi cogliamo con molto interesse, pur nei temi che dicevamo, cioè l'andamento della formazione in base ai fabbisogni, ma anche naturalmente le esigenze di orientamento nei confronti delle famiglie. Quindi qui stiamo osservando che cosa sta succedendo sull'offerta, quindi una forte attenzione ai fabbisogni delle imprese, certo c'è sempre la domanda delle famiglie. Ecco, mi soffermerei invece un attimo di più sulle proposte all'interno del percorso fatto sul duale, alcune proposte, meriterebbe discuterle però e approfondirle, ma un primo tema senza dubbio è la personalizzazione dei percorsi e delle strategie formative, quindi percorsi personalizzati, modulari, formativi, un apprendistato in situazioni lavorative e con tutor aziendali, come veniva detto. Un secondo elemento, l'esigenza di avere una chiara programmazione regionale dell'offerta formativa, che sia un'offerta di FP integrata con l'offerta dell'istruzione a livello territoriale e dell'istruzione professionale in particolare. Un terzo elemento sono le condizioni di sistema a livello nazionale, quindi l'esigenza che lo Stato consenta, certo, pur nei divari regionali e nazionali, però che consenta in tutti i contesti lo sviluppo degli FP. Qui servono risorse certe, stanziamenti in base ai fabbisogni e questa integrazione tra IFP e istruzione professionale. Un quarto elemento, la centralità delle competenze personali e sociali, sono state richiamate, non mi dilungo. Il tema delle accademie imprese formative. Ecco, a partire anche dal duale stiamo sviluppando anche in Piemonte delle accademie a rete, quindi dei sistemi in cui il contributo formativo dell'impresa viene messo maggiormente in evidenza, quindi accademie stabili, specializzate e in ambiti formativi specifici. Infrastrutturazione della rete e potenziamento delle competenze, quindi anche qui servono nella formazione professionale degli investimenti in tecnologie e anche nelle competenze e naturalmente un sostegno ai territori sprovvisti. La filiera professionalizzante verticale, cioè dare sostanza ad un sistema di filiera lunga e quindi evitare le soluzioni di continuità che stiamo sperimentando. Un altro elemento, anche qui veniva richiamato, servono incentivi alle imprese e il riconoscimento formativo del ruolo delle imprese e pensiamo, e abbiamo già detto, del tutor formativo in particolare. Un elemento di diritto allo studio, ecco, quindi garantire la possibilità anche all'interno dell'istruzione e formazione professionale, della formazione professionale, di un percorso continuativo, quindi che consenta passaggi e completamenti di studi in continuità. L'ultimo elemento, istruzione e formazione professionale anche per adulti, quindi pensare all'apprendistato di primo livello con persone maggiori di 25 anni, azioni di sostegno, flessibilità, personalizzazione anche in questo caso. Ecco, anche qui ci sono diversi servizi, sia servizi di accompagnamento al lavoro, ma naturalmente anche servizi di individuazione e validazione delle competenze. Ecco, poi pensavo altre riflessioni e su questo chiudo perché avrei avuto anche delle proposte sull'apprendistato, ma uno degli elementi che ci terrei a sottolineare è questo dell'intesa con i soggetti, come veniva richiamato a livello nazionale, anche l'esigenza di avere un forte raccordo a livello territoriale. Quindi su questo in effetti in Regione Piemonte si è già alla seconda edizione di un'intesa che vede la Regione ma con le parti sociali, l'USR, ANPAL Servizi, Atenei, Fondazioni ITS e naturalmente anche costruita con tutti i soggetti pubblici che hanno compito di monitoraggio e vigilanza dell'apprendistato. Ecco, questo testo unico che riflette sulle finalità formative, sui requisiti dei destinatari
sulla durata degli aspetti contrattuali a termine dell'apprendistato, sulla formazione e i rapporti con le istituzioni coinvolte. Ecco. Mi soffermerei qua perché temo di aver già sforato sul tempo e in effetti sul modello regolatorio pensavamo un modello gestionale informatizzato semplice, un'efficacia delle strategie di promozione e diffusione, un modello regolatorio aggiungo un elemento, il pensare alla programmazione integrata di misure a sostegno del capitale umano con misure di competitività territoriale, in particolare su innovazione e ricerca. Grazie. Grazie ancora Arturo e ti rinnovo i miei complimenti per le attività che fate nella vostra regione, estremamente veramente interessanti e efficaci. Grazie. Faccio soltanto una precisazione, mi sono dimenticato una cosa importante perché che mi è venuta adesso in mente con l'intervento del dottore, che nella scheda del PNNR è previsto anche sperimentazione dell'apprendistato per gli adulti. Questo naturalmente è in relazione al piano di garanzia, al piano per lo sviluppo delle competenze della popolazione adulta che è stato approvato a luglio in conferenza unificata, dove c'erano le regioni che appunto avevano, partendo da una sperimentazione, si impegnavano, insomma, ci si impegnava a una messa a sistema diciamo, di percorsi di FP per adulti e quindi lo abbiamo agganciato con delle sperimentazioni per cui si potrà, questo in un'ottica di acquisizione di titoli di studio partendo dai 13 milioni di adulti che non hanno titoli di studio alti, quindi si pensa a un IFP per chi ha la terza media con percorsi generalmente scontati dell'esperienza lavorativa fatta. Comunque era soltanto una precisazione perché è all'interno del PNRR e mi sembra anche importante in un'ottica futura. Ecco. Beh, credo una precisazione doverosa e importante. E non so se sia collegata Francesca. I tempi sono tiranni e quindi concludo adesso e concluderà anche Francesca per me. Vi ringrazio tutti, dopo passerò la parola a Ludovico. Non posso sforare i tempi perché qui di fronte ho Gigi che mi richiamerebbe subito. Ho un rapporto con Gigi da quando ero giovane, anche con lui. E quindi innanzitutto ringrazio tutti gli intervenuti. C'è un luogo dove tutte queste attività si realizzano e sono le regioni. Passo la parola a Francesca. Grazie. Grazie Giorgio, sono veramente un ringraziamento sentito per l'invito a questa sessione di lavoro tecnica che è molto importante. Il compito che mi ha dato Giorgio è quello come coordinatrice delle regioni in materia di lavoro, formazione e istruzione, di traguardare il mio breve e sintetico intervento al tavolo politico. Quindi cercherò di essere più breve possibile. Ho apprezzato molto sia gli interventi dei relatori che l'indagine che è stata presentata. Oggi parliamo di un tema importante, il ruolo e il futuro del sistema duale, l'offerta formativa e come essa interagisce con il mondo del lavoro, che sono parte integrante delle politiche del lavoro. Se la formazione funziona, anche la transizione dei giovani nel mercato del lavoro diventa meno problematica e si abbattono tutte quelle problematicità tipiche del mercato del lavoro italiano, che sono il mismatch, che sono la dispersione scolastica, che sono i NEET e che riguardano il mancato incontro tra domanda e offerta di lavoro. Quindi per anni ci è stato detto che bisogna aumentare la flessibilità del mercato del lavoro per ridurre la disoccupazione.
dell'occupazione giovanile. Oggi stiamo rendendo conto che ci può essere un'altra strategia percorribile, che è quella di riformare il sistema di istruzione e formazione professionale, e questa giornata ne è la dimostrazione. Quindi la sfida è quella di realizzare la versione italiana del sistema duale, con una riforma organica e integrata in materia di politiche attive e di formazione. Noi dobbiamo dare una risposta ai fabbisogni delle imprese e il nostro sistema ha un 7% di giovani che conseguono un titolo in forma duale contro il 30% dei giovani tedeschi. Quindi abbiamo e possiamo fare molto in materia, abbiamo un PNRR che ci fornisce anche delle risorse importanti per il prossimo quinquennio. Sono state ricordate quelle del duale, che sono 600 milioni con cui dovremo raggiungere entro il 2025 135.000 ragazzi, ma io voglio ricordare anche le risorse importanti che arrivano per le politiche attive del lavoro e la formazione, che ammontano a 4 miliardi e 400 milioni, e al potenziamento dei centri per l'impiego, che sono ulteriori 600 milioni. Tutto questo perché io credo che bisogna parlare, oltre di duale, anche di un sistema integrato di politiche attive e rafforzamento dei centri per l'impiego, perché e quindi qui arrivo ai tavoli regionali, ai tavoli tecnici che ci sono con il commissario straordinario di ANPAL, Raffaele Tangorra, cui siedono le regioni nella loro componente di dirigenti del lavoro e dirigenti della formazione, c'è il Ministero, c'è ANPAL, c'è INAP. Quindi un tavolo di coordinamento importante che vede una squadra che mette in campo le proprie risorse umane, e una sfida che ci ha coinvolto da prima dell'estate, a cui abbiamo lavorato ininterrottamente e su cui poi ci sarà un confronto ovviamente successivo con la politica. Quindi nell'ambito del programma nazionale per la garanzia occupabilità dei lavoratori GOL e nel piano nazionale nuove competenze, le regioni sono in prima linea. Sono in prima linea per realizzare quella che è in corso di definizione la sperimentazione della via italiana al sistema duale. Quindi quello che contiene il piano nazionale delle nuove competenze è proprio la fase di transizione duale sia dei sistemi della formazione professionale che del sistema delle imprese, attraverso la progressiva standardizzazione delle misure, l'ampliamento dell'offerta di apprendimento duale su tutto il territorio nazionale, il rafforzamento in chiave di filiera dell'offerta formativa e il rafforzamento della propensione delle imprese nell'utilizzo dell'apprendistato duale e della capacità formativa delle stesse. Quindi con GOL ci è stato dato l'obiettivo di raggiungere 3 milioni di beneficiari, di cui 800.000 dovranno essere coinvolti in attività di formazione, oltre al target ricordato da prima di me dei 600 milioni di duale, dei 135.000 ragazzi che dovranno essere raggiunti entro il 2025. Sono obiettivi ovviamente importanti che potremo raggiungere solo se avremo con noi degli sforzi anche di semplificazione. Io da questo punto di vista mi voglio ricollegare agli spunti tratti dalle lezioni americane di Calvino e dalla pubblicazione della Fondazione della Scuola, per concludere il mio intervento, che ovviamente condivido e che saranno fondamentali per traghettare questi 5 anni in cui abbiamo una riforma di fronte a noi che non è a invarianza di risorse, come sono state molto spesso le riforme del passato, è una riforma che ci dà risorse importanti anche per le nostre strutture pubbliche e che appunto per quanto riguarda i 6 punti, quindi condivido che potremo raggiungere gli obiettivi solo se ci sarà una semplificazione normativa e delle procedure, una flessibilità e modularità dei percorsi formativi per rispondere alle richieste del tessuto produttivo e anche del contesto storico, identità e visibilità, creatività anche tramite la comunicazione e la valorizzazione delle eccellenze, e a questo punto poi mi voglio ricollegare la personalizzazione dei percorsi, la sostenibilità, la capillarità e la continuità, con, come ha ricordato il collega prima di me, anche academy stabili, potenziamento della rete soprattutto nei territori che sono rimasti
rimasti più indietro. Io su questi punti vorrei introdurle un settimo, che è il ruolo dell'orientamento, su cui abbiamo una carta di Genova con la scuola delle regioni. Gli assessori della 10ª, 11ª commissione hanno ritenuto essenziale strutturare un sistema efficace di orientamento alla scelta di percorsi formativi, e io credo che insieme alla comunicazione anche l'orientamento abbia un ruolo fondamentale, così come lo potranno avere i nostri centri per l'impiego, dove la Toscana ha sperimentato l'apertura dei centri per l'impiego, che sono andati sia nelle scuole e sia alle scuole nei nostri centri, proprio per un orientamento efficace. Il ruolo delle regioni quindi in questo momento è fondamentale, sia dal punto di vista tecnico che poi politico, e con questo introduco la sessione che sarà successiva, per dare vita a un sistema duale rafforzato. Abbiamo visto come il nostro paese sia a macchia di leopardo e come queste risorse che arrivano possono far sì che noi con un sistema duale di questo tipo abbattiamo i divari territoriali, abbattiamo il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, sicuramente riduciamo la quota di NEET, che nel nostro paese è molto importante, la disoccupazione giovanile e la dispersione scolastica. Quindi io ringrazio dell'invito, ringrazio tutti i relatori, il coordinatore, e porgo un saluto a tutti i relatori della sessione successiva. Vi ringrazio. Questa prima parte è finita. Io passo il testimone a Ludovico, in una compagnia sicuramente migliore della mia. È un dato, in questo momento stiamo girando intorno alle 200 presenze, più o meno, come dato in questo momento. Ludovico, mi allontano. Beh, intanto ringrazio l'assessore Elena Donzelli di essere qui con noi, di essere arrivata, e io volevo introdurre questa seconda parte, però intanto provo ad aprire una... Ok. Allora, l'organizzazione di questa giornata è stata un po' una scommessa tra Giorgio e noi. Abbiamo messo insieme una cosa che era già un po' stata organizzata prima, più sul piano tecnico, poi abbiamo messo insieme un lavoro che ne avevamo fatto come Compagnia di San Paolo, un lavoro di indagine sul tema, sull'esperienza duale, sulla cosiddetta sperimentazione bomba. Cosa devo fare? Che è? Questo? No. Quale? Questo. Grazie, scusate, sono analfabeta, mi dispiace, devo fare un corso duale, mi dispiace. Allora, la sperimentazione duale ha modificato molto il modo di lavorare del sistema di istruzione e formazione professionale, ha obbligato gli enti a muoversi in modi diversi, ha rotto le mura delle aule, i muri sono diventati porosi, si sono aperti al territorio, si sono aperti verso sistemi, li abbiamo chiamati ecosistemi formativi, sia verso la continuità, verso il sopra, ITS, scuole, università, sia però soprattutto sull'orizzontale, con il sistema delle scuole, con i sistemi delle imprese soprattutto con i sistemi delle imprese e con la loro capacità formativa. Ha modificato anche i tempi, perché le agenzie di formazione non sono più soltanto quel pezzo lì che porta alla qualifica, ma anche dopo. Con i ragazzini della generazione Z, quelli che sono nati dopo il 2000, c'è un problema nel momento in cui entrano nell'impresa di cultura, di far parlare i soggetti. Non c'è solo un problema di comportamenti, c'è proprio un problema di culture, e gli enti di formazione sono mediatori intorno in questo compito e quindi c'è un compito di accompagnamento successivo. C'è un tema di persone, non solo dei giovani che sono
in questo modo ricostruiti, è già stato parlato molto, già si è parlato molto di soft skill e di quegli altri temi, ma c'è il fatto che ci sono delle figure nuove come i tutor formativi che non sono più uno sviluppo di quel tutor che c'era prima che andava a cercare di organizzare gli stage. Il tutor formativo è qui dentro un signore che fa da mediazione tra quello che l'impresa, quella specifica impresa e lo specifico ragazzo hanno come bisogni, uno di crescere e l'altro di inserimento. E sono bisogni, è un ruolo completamente nuovo, che porta a costruire i percorsi formativi in modo diverso, in modo assolutamente diverso. Quindi c'è un tema di accoglienza, c'è un tema di accompagnamento, c'è un tema del fatto che gli enti di formazione sono diventati agenti di formazione, si usa questa parola in inglese, agency, agentività, cioè il fatto che gli enti di formazione sono dei soggetti che costruiscono dei percorsi di singoli individui, di singoli ragazzi, di singole persone, ma lo possono fare in quanto il loro lavoro entra in un percorso di sviluppo del territorio. È una cosa di fondo anche, è un cambiamento anche di pelle e di ruolo degli enti. Abbiamo visto che le risorse ci sono, c'è il PNRR, c'è le risorse, ci ha detto prima Tagliatesta, che sono, anche se alla fine dell'anno, comunque tendenzialmente stabilizzate, e forse è la prima volta che noi parliamo di una situazione in cui delle risorse sono relativamente stabili. Il tema è oggi fare in modo che questo sistema, queste risorse, consentano a tutto il Paese, tutto, e quindi non solo la Regione Veneto o quella Piemonte, ma anche quella Lombarda, ma tutto il Paese, di avere un sistema infrastrutturato di istruzione e di formazione. A tutto il Paese di avere un sistema che è duale, a tutto il Paese di avere però alcune cose che devono essere fatte, e cioè una serie di atti regolamentativi a livello regionale, ne hanno parlato prima ANPAL Servizi, ne ha parlato la Regione Piemonte, ne hanno parlato la Regione Toscana, sull'apprendistato di primo livello perché sia appetibile, ma poi sull'accompagnamento delle regioni più in difficoltà. Quali sono i punti su cui io credo si debba lavorare? Credo che sono già stati detti, ma qui c'è un problema di personalizzazione fino in fondo. L'aula, la classe non funziona più, cioè non c'è più la scuola, è una cosa che è diversa. Però perché facciamo questo bisogna pensare a regolamentazioni regionali che per esempio finanziano i singoli, non le classi, perché sennò le cose non funzionano. Bisogna entrare dentro, lavorare, costruire dei meccanismi. Ci vogliono quadri orari flessibili, bisogna superare le materie, gli insegnamenti, qui vengono chiamati, bisogna giocare sui profili specifici, già qualcuno lo ha detto. C'è un tema di quantità di quote della formazione per il lavoro, c'è il tema delle soft skill o delle socio-emotional skill come vengono chiamate. C'è il fatto che se noi vogliamo che le imprese siano davvero imprese formative, soggetti per la formazione, bisogna toccare anche il ruolo dell'impresa. Noi non possiamo pensare che le imprese formative siano accreditate come l'ENAIP, non esiste. Bisogna pensare alla parola academy, impresa formativa, con quali caratteristiche deve avere per poter essere riconosciuta, perché poi io non posso avere un'impresa formativa e non pagarla, no? È qualcosa che poi non funziona, quindi dobbiamo pensare quali sono questi meccanismi, vanno regolamentati, deve essere una regolamentazione semplice ma ci deve essere. Lo stesso vale quando noi parliamo dell'altra gamba, che è quella quando noi parliamo di imprese formative dall'altra parte, quando le agenzie di formazione fanno le loro imprese, no? I ristoranti o le loro imprese. Anche lì spesso è importante che le regioni regolamentino, perché tutti quelli che sono più bravi e che si sperimentano in cose difficili come imprese formative dentro gli enti di formazione, se poi arriva un ispettore del lavoro hanno il panico, e quindi c'è bisogno di regolamentazione da parte delle regioni, cioè non si può pensare che questi problemi qui non vengano tolti, no? Quindi quando parliamo di academy e di imprese formative questi temi devono essere toccati.
C'è il fatto che noi sappiamo che il sistema duale si sviluppa se c'è, lo diceva prima Emanuele Crispolti, se c'è un forte sistema di istruzione e formazione professionale, perché l'elasticità c'è se c'è una parte robusta che c'è da tutte le parti, che ha tutta la sua filiera. E poi c'è un problema di tutto il paese. Emanuele Crispolti ci ha dato dei dati, noi abbiamo una parte che è soprattutto il sud, ma non soltanto, in cui i dati sono drammatici, dove c'è più bisogno. E allora io qui ho le regioni del nord che dicono io voglio essere autonoma e non voglio che lo Stato mi metta le sue unghie dentro, ma io ho un problema, noi abbiamo però un problema nel sud dove io ho bisogno che lo Stato abbia le unghie. Allora si tratta di costruire delle condizioni per cui insieme alle regioni, perché la competenza il 117 la dà alle regioni, si costruiscono le condizioni perché si possa fare in modo che in tutto il paese, soprattutto anche nelle parti dove c'è più bisogno, si possa ragionare. E c'è bisogno che si possa pensare anche ai premi degli enti e delle esperienze che sono più significative per stabilizzare l'offerta di formativa. Abbiamo già detto che c'è un tema di contratto di apprendistato, è importante quello che ha detto prima Tagliatesta sul fatto che su questi temi del riconoscimento della copertura delle spese del tutor aziendale o della possibilità di passare nel corso di formazione da un tipo di corso a un altro nello stesso contratto, ci sono delle aperture importanti, però è un titolo, sono temi da parlare. Credo che questi siano i temi su cui dobbiamo discutere. Io ho finito, vi ringrazio e mi dicono che l'assessore di Berardino è online in questo istante e quindi gli diamo la parola subito. Prego, Assessore. Mi sentite? Sì, forte e chiaro. Ah, grazie. Allora, grazie. Ho visto in sala la collega Donazanne che saluto. Un ringraziamento a tutti voi, agli organizzatori di questo importante momento di confronto. Io non sono riuscito ad ascoltare, anche per ragioni di comunicazione, la prima parte. Ho sentito questa esposizione molto, molto chiara. Mi permetto di fare un po' queste sottolineature. Siamo in un momento in cui questa discussione cade nella fase in cui il Paese, come sappiamo, è impegnato in una profonda e impegnativa ripartenza. Dentro alla necessità di dare al tema delle competenze una sua importanza strategica e ovviamente stiamo dentro ad una discussione che deve riguardare anche lo sviluppo del nostro paese e all'interno di questo piano più complessivo ovviamente anche delle singole regioni. Quindi non so se è stata studiata, se era stata studiata, ma tuttavia davvero questa occasione di confronto sulla discussione che stiamo facendo sulla formazione e apprendimento duale cade in una fase davvero propizia, opportuna e quindi una coincidenza molto importante. Due richiami di contesto. Mi riconosco molto nella relazione che poco fa abbiamo ascoltato. Due elementi di quadro. Indubbiamente il PNRR è un importante punto di riferimento, di stimolo e anche di finanziamento per alcuni aspetti anche su questo capitolo. La missione 5 credo che possa essere inclusione
e coesione possa essere effettivamente presa a riferimento con un ammontare di risorse significativo. L'altro elemento da prendere in considerazione di contesto è il piano delle nuove competenze su cui si sta lavorando con il Ministro del Lavoro. Sono due fatti di contesto generale, nazionale, molto importanti, entro i quali va innestata, oserei dire a sistema, questa discussione sulla formazione duale. Dentro questo contesto io vado, diciamo, a sottolineare concretamente i punti che la ricerca che avete messo in campo, le proposte che la ricerca elabora, sono queste 6 proposte che io reputo molto importanti. Quella che va appunto dalla semplificazione, flessibilità, identità, creatività, personalizzazione, sostenibilità e capillarità. Questo ragionamento sulla personalizzazione è giusto, ma sono d'accordo nella sottolineatura, ma questo va fatto all'interno, come posso dire, anche della classe, del collettivo. Sono d'accordo nel seguire e nel dare una risposta personalizzata, perché se vogliamo superare alcune criticità, alcuni punti di debolezza anche delle singole figure, occorre farle con dei percorsi mirati, ma senza perdere di vista il collettivo, che rimane un altro punto essenziale. Quindi queste 6 proposte, io credo che ovviamente ne ragioneremo con i colleghi, con le colleghe delle altre regioni, ma dal mio modesto punto di vista non ho difficoltà a dire che possono essere proposte su cui come regioni completiamo la nostra riflessione e discussione per tirarne fuori un'idea progettuale più complessiva. A me sembrano tutti onestamente condivisibili queste proposte. Occorre indubbiamente legarle anche alle nostre singole realtà, che sono diverse, ma questa diversità va inserita anche in un ambito, perché giustamente si faceva riferimento anche ad un contesto, ad un ambito nazionale che non bisogna mai perdere di vista, perché crediamo che sia giusto tenere il nostro paese legato, ma dentro questo quadro di carattere nazionale occorre quindi vedere le diverse specificità su cui ogni regione da questo punto di vista si è cimentata nel corso di questi anni. Quindi io sono per accogliere queste sei proposte e definirle appunto nell'ambito delle riunioni delle regioni, per perfezionarne anche un po' una progettualità complessiva che tenga conto dell'aspetto sia nazionale che territoriale, e farne anche occasione di confronto, di dibattito anche con lo stesso Ministero del Lavoro. Io credo che se riusciamo a far questo, trovando ovviamente le convergenze con le altre regioni, allora questo stimolo che ci è arrivato oggi da questa iniziativa può indubbiamente anche segnare nel contesto dato di PNRR, Fondo Nuove Competenze, può segnare anche una strutturalità del sistema duale in una condizione in cui ovviamente le risorse del PNRR sono risorse che si aggiungono alla programmazione o agli investimenti che già nei territori, nelle diverse realtà vengono fatte. Quindi
Io volevo fare questa sottolineatura per mettere a punto, poi lo faranno indubbiamente anche le altre regioni, alcune sono già intervenute, altre interverranno, però mettere a disposizione, ecco, la nostra regione, in questo caso la regione Lazio, dentro questo disegno più complessivo. Noi faremo in questa direzione la nostra parte. Grazie. Grazie mille a lei, Assessore. Io prendo la palla al balzo, siamo a disposizione per aiutare se questo può essere utile con i nostri lavori di studio, di ricerca e di confronto. Grazie mille, la parola all'Assessora Elena Donezan. Grazie, è giusto che io intervenga dopo il mio coordinatore, perché con Claudio Di Berardino, dopo avere diciamo, costruito per anni un buon rapporto dentro la 9ª commissione, era un unico soggetto, oggi siamo, per me è stato un errore, ma vabbè, se ne fa virtù, siamo tornati ad avere 2 commissioni, una che si occupa di istruzione e formazione, l'altra di lavoro. Dicotomia che non aiuta, soprattutto se parliamo di duale. In ogni caso l'agenda dei lavori e come la stiamo costruendo come regioni all'interno della conferenza Stato-Regione diventa invece un tentativo di rimettere insieme. Io andrò per flash veloce anche perché poi ho un altro convegno, quindi ho la fortuna però che il padrone di casa è Giorgio Sbrissa, con cui mi sento quotidianamente, non mancherà di farmi una relazione dove di solito non è che mi chiede un parere. Giorgio Sbrissa mi dice che cosa pensa lui ed è molto più facile che non continuare a interrogarsi in una domanda infinita su temi esistenziali, perché quello del rapporto tra scuola e lavoro è un tema esistenziale. Io ringrazio Luigi Bobba di essere qui con noi oggi, perché se qualche cosa si è mosso in maniera formale è stato proprio quando, e di solito provate a pensare, ci sono ministri e sottosegretari di cui non ricordiamo assolutamente il nome, cioè adesso lo dico io che sono qua da 15 anni, di lui ci ricordiamo e lo associamo al tema del duale, quindi io penso che per te sia una soddisfazione, ma non debba essere solo tua, è nostra, perché a fronte di un'esigenza sentita sul campo, cioè dentro quei mondi che avevano l'esigenza di dialogare, quelle realtà, quei territori dove c'era una certa cultura, si è compreso che da quella esigenza vissuta vi era un bisogno di andare a definire un quadro di riferimento normativo. Lì c'è stato un po' un cambio di passo, oggettivamente. Da quel cambio di passo, il mio collega Di Berardino ha già detto qual è l'occasione oggi, ma attenzione che noi dobbiamo correre più veloci della luce. Vado ad alcuni stimoli di Ludovico. Primo, l'Italia è molto differenziata, sì, è un altro dato di fatto, direi anche acuita nel tempo invece che ridotte le differenziazioni, ma non possiamo permettere che chi sa correre più veloce non corra. Vietato, perché non ce lo possiamo permettere. È giusto però che vi sia da parte di coloro che sanno correre di più perché hanno un contesto più favorevole, una cultura più favorevole, perché esistono delle realtà a cui non dobbiamo tarpare le ali, che su questo punto invece possano, dentro un quadro normativo unitario, perché l'Italia è una, non solo perché lo dice la Costituzione, ma perché ci credo io sostanzialmente, perché poi è un fatto di convincimento questo, di poter invece mettere a fattore comune, come vogliamo fare in questo convegno, le esperienze di ciascuno e le chiamano buone pratiche in Europa, io le chiamo sistemi che esistono e per i quali noi possiamo suggerire qualche cosa di più. Vuol dire che quelle regioni che sono un po' più indietro devono trovare la nostra mano tesa per poterle aiutare a correre di più, ma non possono impedire a chi oggi, come il Veneto, di sicuro io parlo qui in qualità di assessore della mia regione, invece sul duale crede perché risponde a un'esigenza di questo territorio, risponde all'esigenza del mondo del lavoro, delle imprese dalle più piccole alle più grandi, in una idea che stamattina con Giorgio Sbrissa ne abbiamo parlato in apertura, che i luoghi non formali dell'apprendimento siano ovunque, anche qui oggi. Mi è piaciuto perché prima mi ha mandato un messaggino la dottoressa Giovani, che è insomma la toscana, è però una dirigente che da tempo cammina non solo dentro la Toscana ma dentro la conferenza delle regioni, dentro la commissione, perché mi ha scritto, spero di non svelare niente di molto riservato, che oggi ha imparato qualcosa. Guardate che
il fatto che voi siate riusciti oggi a coinvolgere a tal punto anche chi ha comunque una capacità decisionale dell'amministrazione, facendola partecipe di una battaglia che è culturale e poi è di regolamentazioni, di amministrazione, quindi rispondo alla tua di suggestione. Vanno fatte regolamentazioni di tipo territoriale? Sì. Dentro un quadro nazionale? Sì. Ma bisogna far correre i territori e bisogna mettere nei luoghi della condivisione momenti come questi, ma anche la conferenza Stato-Regioni, anche la Commissione, non gli elastici che ti tirano indietro e poi di solito ti fanno fare un balzo in avanti, ma un accompagnamento. Seconda suggestione, academy, personalizzazione. Se non c'è un sistema, tu puoi avere l'azienda, io ne ho di bellissime che hanno le loro academy interne, fanno cose egregie, ma noi vogliamo parlare di bilancio di competenze, devono essere conosciute e riconosciute, deve esserci un linguaggio come minimo comune, devi riconoscerti in un quadro di riferimento dove anche lì, se c'è una realtà del genere, si può rapportare con il mondo dell'istruzione professionale, della formazione professionale, senza che sia questo un limite, dove la burocrazia la mettiamo un pochino dietro e questo è un momento fondamentale. Oggi scriviamo anche i regolamenti. Oggi però devi contare molto di più in Europa per scrivere dei regolamenti dove poi l'Italia non si avvita attorno a se stessa. Di solito noi siamo in grado di interpretare in modo restrittivo i regolamenti comunitari per poi essere più in grado di passarci sotto, sopra, in alto, in basso. No! Quindi anche il tema di quanta personalizzazione e come rendi conto le spese, perché di solito diciamo, le digressioni verbali e gergali del collega Sbrissa sono tutte legate a questo. Cioè quando mi deve rappresentare in maniera brusca quanto sia assurdo quello che come magari regione io gli sto chiedendo per dirmi e rendicontarmi che quell'ora che ha fatto fuori dalla sede è realmente formazione. Allora la personalizzazione risponde ai talenti di ciascuno in un quadro di sistema ordinato e organizzato di accompagnamento. Non c'è conflitto in questo, cioè che devi scrivere bene le cose, per scriverle bene non è che devi metterci troppe parole o troppi cavilli, devi avere ben chiaro qual è l'obiettivo finale, dove, e la chiudo come riflessione un po' più così di sistema, dove non ti devi guardare in modo scettico, fa il duale perché non è stato in grado di fare un'altra cosa, perché se no è sempre lo stesso principio, dove la formazione professionale la fa per esclusione chi non ha fatto un'altra cosa. Io non faccio per esclusione delle cose. Io invece faccio qualche cosa che serve esattamente per quella persona, per quell'impresa, per quel ragionamento, per quel territorio, dentro un quadro nazionale. Allora lo sforzo sarà, intanto che vi informo che Job non sarà più solo questa vetrina di 3 giorni, ma stamattina abbiamo accolto molto l'idea che bisogna infrastrutturare 365 giorni all'anno quello che accade qui in 3, perché è un dialogo continuo e l'infrastrutturazione, che è una parola terribile, piena di difficoltà, però è quella sull'orientamento principalmente. Il duale è la strada maestra per l'orientamento, perché fai le cose, ti cimenti fino in fondo, devi essere accompagnato senza quello scetticismo lo stanno sfruttando, non ha rispettato le leggi, l'azienda terrorizzata che mi dice no ma mi accompagna, è vero se viene la Guardia di Finanza, l'ispettorato al lavoro o quello che è. Ecco, questo è figlio di questo dialogo e io mi taccio. Grazie di cuore. No, grazie di cuore a lei perché la competenza di chi entra dentro queste questioni e non come questioni che sono così banali, perché sono quelle che poi consentono per davvero di fare la formazione, io penso che sia molto importante. E quindi questa 15 anni ha detto? Ecco, sì, molto bene. Grazie. Adesso Luigi Bobba, io credo che tocchi a lui. Gigi, se vieni su. Grazie. Mi giustificate che vado alla CISL? Ma adesso poi abbiamo Colombini che è qua, quindi...
6 minuti, Anche 5. Però a te non possiamo perché sperimentazione Bob è troppo complicata. E anche questa ricerca che noi abbiamo fatto nasce a partire da una sua sollecitazione. Bene questi 6 minuti, prima di tutto ringraziando l'assessore Giorgio Sbrissa, ovviamente Ludovico, con cui abbiamo lavorato insieme per questa ricerca, ma l'assessore perché non ricordavo che quest'anno sono 30 anni di Job, no? E ricordo sempre quando allora vice direttore, mio amico, adesso direttore della fiera, Gianni Mantovani, mi disse: ah, ma qui abbiamo un'amministrazione un po' stantia, no? Si chiama Proscuola, bisognerebbe dargli un po' di movimento. E così insieme ad un amico inventammo questo Job, allora si chiamava solo Job, Scuola Orientamento e Lavoro, che alla fin fine è il cuore del tema del duale, perché c'è la scuola e il lavoro e in mezzo c'è questo ponte infrastrutturale, per dirla con Elena Donazzan, che è l'orientamento. Bene, siccome non ho nessuna responsabilità istituzionale, quindi parlo solo per me stesso, mi affido a una delle 6 caratteristiche delle lezioni americane di Calvino, cioè quella della leggerezza, e partirei da una... Mannaggia, ho toccato quel che non dovevo toccare, scusate solo un secondo. C'è la linea qua. Abbiate pazienza, Eccolo che viene. Da una domanda che il ricercatore di ADAPT, Matteo Colombo, si fa, diciamo così, al termine del suo commento al rapporto INAP-INPS sull'apprendistato, no? E la domanda è questa, è una domanda un po' abrasiva, diciamo così, che però voglio riproporvi, adesso la ritrovo, ce l'avevo. Cosa vogliamo che sia l'apprendistato? Solo un contratto incentivato che si diffonde quando calano gli incentivi destinati ad altre tipologie contrattuali e che va a competere sul costo del lavoro con i tirocini extracurriculari? Oppure la risposta faticosa, ne abbiamo sentito parlare, perché progettuale, partecipata e plurale, all'emergenza ricordata in apertura, cioè il famoso mismatch fra il numero dei NEET e il numero dei lavoratori che le imprese non trovano, mirante all'emergenza, mirante alla costruzione dei mestieri grazie alla sua capacità di fare sistema tra i sistemi formativi e il mondo del lavoro. La domanda, diciamo, riassume il tema di fondo e quella domanda sostanzialmente era orientata dal fatto che il 97% dei contratti di apprendistato sono apprendistato professionalizzante. Se io ho diciamo così, un rimpianto che quando abbiamo scritto le norme nel 2015 è di non averlo battezzato questo apprendistato di primo e di terzo livello, che già solo il fatto che gli diamo un numero e non gli diamo un nome è già un elemento di marginalità, insomma. Quindi la domanda riassume in fondo il tema, e cioè come e se l'Italia vuole effettivamente avere un sistema di apprendistato come Dio comanda, o meglio dire, come l'Europa indica in tutti, diciamo, i suoi documenti, e non, dice sempre il ricercatore Matteo Colombo di ADAPT, e non fondamentalmente un contratto di, diciamo, incentivo economico per l'inserimento di un giovane, ma non di apprendistato, e cioè un contratto vocato a un'acquisizione di un titolo, a una dimensione formativa strutturata dentro un orizzonte. Ecco allora che se questo è il punto e la domanda chiave, quali sono i passi da compiere in questi pochissimi minuti che io vedrei necessari? Come è già stato detto nella prima parte, forse non sono tanto rilevanti gli interventi normativi, anche se qualcosa sarebbe necessario.
Sicuramente è importante il ruolo decisivo delle parti sociali. Sempre da questo rapporto di INPS e INAP si evince che solo 50 dei 127 contratti regolano l'apprendistato e solo 17 si occupano del duale, dell'apprendistato di primo e di terzo. Già questo ci dice come ci sia una disattenzione generale, no? E quindi, o al massimo riproducono le norme, alcune norme di indirizzo nazionale. Quindi il primo punto è: perché a Bolzano c'è il 40% dei contratti di apprendistato duale? Perché i sindacalisti vanno con il volantino a promuovere i corsi duali nelle aziende, anche quelle di piccole dimensioni. Quindi il primo punto è questo. Il secondo punto sono le regioni. Se noi abbiamo un duale che è per il 90% fra Bolzano, Lombardia, Veneto e Piemonte, non li ho citati così, li ho citati in scala gerarchica, nel senso del numero, diciamo questo problema, certo, ha ragione la Donazzan, quelli che possono correre non è che adesso gli mettiamo gli lasciamo la possibilità di correre, ma se non facciamo qualche cosa di, diciamo, ulteriore per quelli che non corrono, è difficile che usciamo dal 97% di professionalizzante e il 3% di duale. Terzo aspetto riguarda gli enti di formazione, perché abbiamo detto il duale funziona laddove c'è un'IFP strutturata. Un'IFP strutturata vuol dire avere dei soggetti che non da ieri mattina o non perché si improvvisano perché c'è un bando, ma che sono accreditati e fanno un lavoro, hanno le strutture, hanno le competenze e le tecnologie. È chiaro che questa, lo si è visto da questa ricerca, non mi pronuncio sui punti di Ludovico perché avendo partecipato alla ricerca entrerei in contraddizione con me stesso, insomma, no? Però è chiaro che il punto di cambiamento di mestiere, che è un mestiere nuovo, quello del placement, che richiede una modifica contrattuale, una modifica di formazione delle persone, cioè richiede qualcosa di strutturale, qualcosa non che, diciamo così, nasce sotto i funghi, no? E quindi questo è un altro punto importante. L'ultimo punto è quello di carattere normativo. È evidente che se non si mette mano al contratto di apprendistato professionalizzante da un lato e ai tirocini extracurriculari, tra gli uni e gli altri sono più di 800.000, noi abbiamo due strumenti che ammazzano sul nascere, diciamo, il duale, cioè dicono: ma perché dobbiamo fare tutta questa fatica? Perché dobbiamo essere progettuali, plurali e competenti? E vabbè, c'è una strada più facile, solo che quella strada più facile non risolve la domanda iniziale, perché ci sono tanti NEET e perché le imprese non trovano i soggetti con le competenze necessarie. Allora forse bisogna rimettere mano da un punto di vista normativo a questi due passaggi, perché così come sono, vabbè, l'impresa dice: ma perché? Prendiamo quella strada lì che è semplice, facile, non devo far fatica, non devo relazionarmi con un soggetto esterno, ho un incentivo sul costo del lavoro particolarmente rilevante, prendo quella, prendo l'autostrada, non il sentiero di montagna. Ecco, allora a me sembrano questi, diciamo, i passi essenziali negli attori essenziali che evidentemente l'ultima parte riguarda ovviamente il governo, il ministero e il Parlamento, che devono prendere se vogliamo avere un duale all'altezza della sfida che il PNR ci dà, avendo, lo ricordava Ludovico, 600 milioni in più, quindi 600 più 600 fa 1,2 miliardi per i prossimi 5 anni, insomma forse un po' di benzina nel motore ce l'abbiamo per poter correre. Grazie Gigi, grazie anche perché con te parliamo spesso dei sentieri di montagna che ci interessano anche per altre ragioni e per altri piaceri.
C'è il Ministro che a un certo punto interverrà. Darei la parola a Raffaella Caprioglio di Umana. Cominciamo con le parti sociali. Sono state chiamate in causa. Gigi Bobba mi sembra che abbia alzato la palla su un tema che è prima di tutto di competenza delle parti sociali, e quindi in questo caso la Presidente di Umana che partecipa come Confindustria. Sì, io ringrazio per questo invito. Sicuramente il tema dell'apprendistato è un tema molto caro. Dovrò fare dei riferimenti anche alla mia esperienza professionale diretta sull'apprendistato perché credo sia significativo. È sicuramente uno strumento in cui il mondo dell'impresa crede. È uno strumento che è stato un po' ostacolato dalla stessa natura, dalle difficoltà che prima l'assessore Donazzan evidenziava in modo molto chiaro. Noi lo vediamo costantemente come operatori del mercato del lavoro perché l'aura di difficoltà che sta attorno all'apprendistato ha vincolato moltissimo l'utilizzo, sia per le cosiddette difficoltà burocratiche proprio di espletamento, sia per quanto riguarda i percorsi formativi. È evidente che, almeno personalmente, perché devo parlare anche personalmente, lo considero la vera forma di alternanza scuola-lavoro, e posso fare mia anche ciò che ha detto Elena Donazzan, una forma di orientamento estremamente importante. Dico la vera perché soprattutto l'esperienza, e anche qui devo parlare della mia esperienza, che noi facciamo da anni investendo tantissimo in diffusione di questi strumenti, dell'apprendistato duale in cui crediamo tantissimo, e devo dire che le difficoltà vengono assolutamente superate da una gestione snella dell'apprendistato, le aziende lo capiscono e quindi in questo modo si sono riusciti a fare dei passi avanti importanti, sia nell'apprendistato di primo tipo che nell'apprendistato di terzo tipo, in particolare col mondo degli ITS, che è un mondo in cui crediamo molto. La prova è anche quello che sentiremo domani, insomma, è che comunque in questi anni il mondo dell'impresa è entrato in maniera importante ed è quella che è stata nata come sperimentazione, spesso che poi ancora viene vissuta come tale, ma speriamo che presto non sia più così definita, è di fatto l'unica forma flessibile di formazione che si adegua al territorio. Ieri ho accompagnato in una grossissima azienda veneta un direttore di un ITS che ho presentato per rafforzare delle collaborazioni formative, e devo dire che, a parte aver visto veramente l'entusiasmo in questa persona, ho capito che c'è veramente ancora tanto da fare, ma che si deve fare mettendosi tutti assieme a presentare cosa sono questi percorsi e a parlare di apprendistato. E noi, quando parliamo con DTS e aziende, promuoviamo sempre in maniera fortissimo l'apprendistato duale. Io, se mi posso permettere, vorrei fare un riferimento anche al ruolo che svolgo in azienda, perché io cerco di essere politicamente molto corretta. Sono più ruvida di Giorgio Sbrissa, Giorgio lo sa, mi conosce da tanti anni, però oggi ho sentito parlare di necessità di fare del placement da parte delle agenzie formative. Ecco, ricordatevi che ci sono dei soggetti che adesso hanno scoperto anche il governo, che si chiamano Agenzie per il Lavoro, che sanno fare questo mestiere, perché tutto il giorno stanno sul campo, perché le imprese devono essere accompagnate per mano a fare, cioè se non ci fossimo noi per esempio abbiamo una struttura di 20 persone che si occupano solo di apprendistato, legale, operativo, l'accompagnamento nei piani formativi. Se non ci fosse questo lavoro dietro, parli con le imprese, capisci quali sono i bisogni, trovi i ragazzi giusti, non è mica così semplice fare placement. Dopodiché aiutarsi, lavorare assieme, collaborare è fondamentale, ma lo si fa nei fatti. L'importante, io sono una sostenitrice
della professionalità e delle competenze. Quindi se uno in un paese sa fare bene un lavoro, facciamolo assieme, ma lavoriamo su chi porta maggiori risultati. Ecco, su questo io poi non sono così esperta nel campo della formazione, ho qui anche colleghi molto più esperti di me, mi auguro che questo sia stato considerato, quindi il mio intervento nasce da quello che ho sentito, augurandomi che questo si possa fare nella maniera più utile possibile, perché se vogliamo ragionare in termini di vera sostenibilità è anche questo, avere dei percorsi formativi agili che aiutino l'impresa e che aiutino i ragazzi a trovare la loro strada nel modo più semplice possibile, semplice per tutti, e credo che abbiamo prova che questo si può fare. Grazie. Semplice legato alle competenze, se ho capito. Allora, Andrea Colombini, che è segretario generale della CISL, quindi un'altra voce, e poi Confartigianato come panino. Prego. Sì, grazie. E salutiamo Orlando dopo. Sì, mi chiamo Angelo e non Andrea Colombini comunque. E ti hanno dato delle informazioni sbagliate. No, io partirei da quello che diceva prima Bobba, perché anch'io ho letto l'articolo di Matteo Colombo, poi ci conosciamo da anni con Matteo perché è figlio di nostri amici di famiglia. Però io partirei dalla prima frase. Lui diceva: l'apprendistato dovrebbe essere uno degli strumenti più efficaci per la costruzione delle professionalità richieste al mondo del lavoro. Un po' l'esperienza che diceva adesso la dottoressa. Perché parto da qui rispetto al ruolo del sindacato? Perché io credo che noi abbiamo una grande responsabilità, quella che innanzitutto della cosiddetta parola, l'orientamento. Cioè gli adulti, i genitori, anche i professori, spesso non educano i propri figli o i propri ragazzi a guardare le proprie capacità verso una idea di professionalità diversa, che non può essere solo il liceo, con tutto il rispetto del liceo, intendiamoci, ma quello di valorizzare le capacità del ragazzo. E allora il duale, il professionale non sono un di meno, quello che diceva prima l'assessore Elena, non sono un di meno. Il problema è se noi adulti diamo la dignità all'orientamento. È per questo che noi abbiamo chiesto al governo di valorizzare anche economicamente e finanziariamente la politica dell'orientamento, perché lì sta il futuro dei nostri ragazzi. Guardate che il NEET oppure gli abbandoni sono definiti anche dal fatto che non vengono valorizzati dentro una giusta collocazione. Guardate che tutti gli istituti tecnici superiori su cui stiamo facendo tanto sguardo, abbiamo messo giustamente anche il PNRR ha dato 1 miliardo e 400 milioni in questi anni per gli istituti tecnici superiori, ma guardate che anche i percorsi professionali e la formazione professionale alla fine, che ne dicono tutti, l'80-90% dei ragazzi dopo 8 mesi, 9 mesi vengono ricollocati nei luoghi di lavoro. Questo è il punto di riferimento. Ora l'orientamento è importante. Secondo, l'Italia è diversa, l'avete esplicitato prima voi nelle analisi, però dobbiamo partire da che cosa? Dal lavoro. Se non c'è il lavoro, lo studio alla fine serve poco. Lo dico in modo provocatorio, intendiamoci. Lo studio serve poco perché in molte realtà del sud, se non c'è il lavoro, ma abbiamo gli istituti tecnici superiori piuttosto che le scuole professionali, i nostri ragazzi e le nostre ragazze poi vanno al nord, vengono al nord perché non hanno occupazione. Allora è importante il lavoro e la scuola, è importante il lavoro e l'istruzione, perché devono andare di pari passo queste. Perché se non vanno di pari passo, il rischio è che abbiamo queste disfunzioni. E poi io dico anche questo, guardate che chi ha, con tutto rispetto, sputato contro il duale in questi anni,
è una certa cultura, che non era certa, senza entrare nel merito di chi sono stati, però chi ha un po' di anzianità sa chi era contrario al rapporto tra scuola e lavoro. Ora, dobbiamo smetterla di avere queste posizioni culturali e ideologiche contro il rapporto tra scuola e lavoro. Certo, certe volte ci sono anche delle disfunzioni, però il bene comune per un sindacato, per un'impresa o per la politica o per la scuola e per le confindustrie è proprio il mettere insieme queste due opportunità, scuola e lavoro, orientamento verso un'idea davvero di lavoro che non è soltanto, con tutto il rispetto, i licei e l'università, che dobbiamo anche lì elevare le nostre capacità di collocamento dei nostri ragazzi dentro i posti di lavoro. Allora è importante tutto questo perché comunque ti dà la garanzia che in ogni territorio bisogna investire e investire e valorizzare il territorio. Se io investo attività produttive in quel territorio, la scuola professionale oppure gli ITS devono dare una risposta a quel fabbisogno. Non è che io do una risposta al fabbisogno che è differente rispetto al territorio. Se il territorio valorizza, dico delle cose particolari, l'agricoltura piuttosto che il pescare, piuttosto che la montagna, allora lì io educo dei ragazzi a farli crescere rispetto a questo fabbisogno, altrimenti migrano in altre regioni, oppure vengono al nord, oppure vanno in Germania piuttosto che delle altre parti. Ora, la capacità della politica e del sindacato e delle imprese è coniugare queste cose perché è il bene comune del territorio, ma anche del ragazzo e della ragazza, è il bene comune della sua famiglia, perché il ragazzo e la ragazza dopo i 3 anni o dopo i 5 anni non deve per forza trasferirsi da un'altra parte. Ecco, questo è il compito, io credo, unitario, sindacato, imprese, politica, regioni e territorio, perché allora qua si ha davvero a cuore il bisogno delle persone. E guardate che sempre di più noi dobbiamo dirottare l'attenzione sui 2 gemelli, il green e il digitale, grazie, perché su questi 2 gemelli anche la nostra vita è già condizionata e noi dobbiamo davvero eliminare tutto ciò che blocca questo tipo di attenzione. Vi faccio solo un esempio banale, sotto l'aspetto educativo ma sotto l'aspetto anche industriale. Quando 20 anni fa la politica giustamente ci ha detto ricominciamo a suddividere i rifiuti, come facevano i nostri nonni, ha voluto dire educare noi adulti a vedere e a trasformare questo modo di concepire le cose in modo differente. E abbiamo iniziato a dividere la plastica dalla carta e dal vetro e quant'altro. Ci hanno educato, questo vuol dire educare le persone e i cittadini, ma la politica in alcune regioni ha diseducato, in mente il Lazio e Roma, perché non ci sono gli impianti rispetto a questa diversificazione e allora li deve trasportare al nord o al sud dove abbiamo gli impianti. Ora, educare vuol dire che c'è un interesse da parte della politica e da parte di tutti i corpi intermedi anche su questo, perché se noi educhiamo e poi investiamo vuol dire avere anche professionalità diverse che non devono essere ricollocate poi in regioni differenti, perché il bene comune dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze parte dall'orientamento, ma parte anche dagli investimenti territoriali e investimenti industriali e non solo, valorizzando il territorio. Grazie ancora. Grazie mille a te. Adesso Davide Peli, che è Presidente Nazionale Giovani di Confartigianato, che credo sia tra il mondo delle piccole imprese, delle piccole e medie imprese, è sicuramente il mondo dove di più l'apprendistato di primo e anche di terzo livello forse trova collocazione.
Sì, corretto. Tra l'altro, buonasera a tutti. Mi ha fatto veramente molto piacere le parole del segretario della CGIL, della CISL, scusi, la CISL. Forse è per quello che mi sono piaciute tante, ecco, forse è per quello. Perché sembrava quasi un imprenditore che parlava, da qualche punto di vista. E sentire come i ragazzi sono ad oggi di fronte a una dispersione sociale, noi la chiamiamo in questo modo. Sono di fronte a una confusione dettata da tanti paradigmi. La politica crea tanta confusione. Se noi domani andremo a votare, non so chi di noi ha le idee chiare su chi vorrebbe al governo prossimamente. E quindi il ragionamento è facile. Se io ho un ragazzo che sta ancora frequentando le prime scuole, dalle primarie in avanti, gli chiedo: ma tu da grande cosa vuoi fare? Noi stiamo scoprendo quanto i ragazzi non sognano più di fare i classici mestieri, non stanno più neanche di fare il calciatore. Adesso vogliono tutti fare l'influencer, vogliono tutti fare lo youtuber. Ma sono tutti mestieri che vanno a onde, come quelle del mare. Oggi c'è, domani non c'è più. Il metalmeccanico l'abbiamo visto prima, ma ne faccio un esempio perché è il dato più rilevante. È un mestiere che ci sarà sempre. La regione Piemonte, che prima ho ascoltato con molta attenzione, porta i mestieri, non solo del nostro paese, ma porta i ragazzi delle professionali all'interno di una competizione pari a quella delle Olimpiadi. Si chiamano Euroskill. Questi Euroskill sono dei campionati veri e propri, con tanto di medagliere, dove i ragazzi si sfidano a suon di muratore, elettricista, a suon di competenze e di quello che loro vogliono fare da grande. E lo fanno associandolo allo sport, lo fanno in un contesto in cui il tempo è tiranno certe volte quando non riesci a concludere la tua opera, e lo fanno con tantissima motivazione. Ecco che lì noi stiamo vincendo. In quel contesto, in quel momento, quando vediamo i ragazzi che hanno piacere a fare una determinata attività, hanno passione in qualcosa, gli torna un po' anche la scintilla magari dell'inconsapevolezza del voler rubare il mestiere e un domani volerci provare da soli. Il tessuto artigianale prima è stato, diciamo così, detto come quello della piccola e della media impresa, è vero, però è l'ossatura del nostro paese. La grossa industria oggi con la bandiera tricolore la vediamo veramente raramente. Ultimamente a suon di acquisizioni abbiamo pochissime aziende. Le realtà artigiane invece continuano a nascere, continuano a svilupparsi, ma continuano soprattutto a fare cultura d'impresa. Ecco che in questo senso Confartigianato vuol cercare a dare il proprio contributo. In che maniera lo vuol fare? Come movimento nazionale, come movimento giovani, stiamo preparando una cassetta degli attrezzi da portare al Ministro dell'Istruzione Bianchi affinché possa lavorare anche sulla concezione che si ha del mondo del lavoro. Purtroppo ancora oggi quando qualcuno pensa a artigiano pensa a Mastro Geppetto, pensa a colui che con la pialla dalla mattina alla sera continua a piallare assi di legno. Peccato che se oggi qualcuno va in una falegnameria lo può tranquillamente paragonare a uno studio dentistico o un ospedale, perché il trucciolo intero non si trova, perché il falegname è un programmatore di macchina controllo numerico. Noi abbiamo visto quanto l'efficacia del piano Calenda ha dato un booster per quanto riguarda l'innovazione, per quanto riguarda il digitale, per quanto riguarda i nuovi investimenti, ma ci siamo dimenticati che non si va al mercato a comprare competenze. Non si va dal fornitore con la stessa facilità che si può avere nel comprare una macchina, un macchinario all'avanguardia, perché oggi le aziende hanno questo problema, hanno tutti in casa delle Ferrari ma di piloti non ce ne sono, e quindi questi momenti mi piacerebbe che sì partono da qui, dal Veneto, dal nord, ma che vengono estesi in tutta Italia, perché l'orientamento, raccontare ai ragazzi quali sono le possibilità per il proprio futuro, disincentiva i NEET. Se noi lavoriamo con i ragazzi dicendogli che se fai questo lavoro ti piace una certa propensione per la manualità, tu un domani hai quasi la matematica certezza che un posto di lavoro ce l'hai. Che è facile, è quello che sogna un ragazzo, avere un minimo di stabilità finanziaria, poter ambire ad avere un affitto, poter ambire ad avere un mutuo e potersi emancipare socialmente. I ragazzi chiedono solamente questo, ma se noi come adulti, come genitori, e qui ci metto principalmente anche i docenti, non lavorano sulla metamorfosi dal punto di vista dell'educazione dei ragazzi, l'abbiamo sentito più volte, continueremo a sfornare NEET, continueremo a sfornare ragazzi che alla fine della quinta superiore si troveranno con un pugno di mosche in mano, perché il mercato non sta chiedendo quello.
è bello fare l'architetto, ma di Renzo Piano ce n'è uno, e questo lo dico sempre quando si va nell'università. Andiamo invece a capire che di Renzo Piano nella metalmeccanica, come in altri settori, ce ne possono essere davvero tanti. Portiamoli attraverso questo cambiamento, perché il nostro paese è un paese fatto di manualità, è il paese del fare, e questo noi dobbiamo tenerlo in mente, ma soprattutto dobbiamo avere la capacità di trasmetterlo ai ragazzi, di ricordargli questa cosa, di quanto noi siamo bravi a fare il nostro mestiere e quanto anche a volte l'Europa ci mette una mano sopra la testa perché forse siamo troppo bravi e a volte siamo anche diventati un po' scomodi. Abbiamo un'occasione unica, abbiamo tanti soldi questa volta, non buttiamoli via. Lo dico da giovane, lo dico da rappresentante di un movimento giovani, perché il PNRR a noi spaventa, perché non lo pagheremo neanche noi questo debito, lo pagheranno forse i nostri nipoti. Quindi chi c'è oggi al potere, che sceglie come investire queste risorse, quello che noi chiediamo, che lo faccia con cognizione di causa, che lo faccia pensando che siano i suoi nipoti a pagare quel debito, facendo sì che sia un investimento, come ha detto più volte Draghi, che porti un risultato positivo piuttosto che negativo. E questo non può che passare attraverso una nuova cultura della formazione e una nuova cultura di orientamento all'interno del mondo del lavoro per i nostri ragazzi. Grazie. Grazie di questo Paese del fare, dove il duale è, credo, lo strumento, la via maestra perché il fare entri e diventi anche parte della formazione nel percorso di crescita delle persone. Dalla regia mi dicono che la situazione è complessa, ne stiamo attendendo un ministro che sta rientrando in ufficio ma che forse non c'è, e quindi io credo che noi possiamo concludere il nostro pomeriggio. Abbiamo un problema violento di Covid, quindi alle 16:30 noi dobbiamo liberare le sale e non possiamo attendere oltre se il ministro non c'è. E io credo che oggi noi abbiamo affrontato in tanti un tema che è una sfida importante, importantissima per il nostro Paese, che mette questi più soggetti centrati nel costruire dei percorsi di formazione legati ai bisogni delle imprese, ma legati ai bisogni dei ragazzi quelli più forti, quelli che sono e quelli che hanno anche dei modi di apprendere che sono più legati a intelligenze che hanno a che fare appunto con il fare. Si tratta di una scommessa, perché si tratta di modificare le culture dei diversi soggetti, di modificare i modi di pensare, di mettere insieme, di fare diventare l'impresa un soggetto di formazione. Si tratta di spiegare agli insegnanti che non sono insegnanti di quella materia, ma che sono persone che devono mettersi in collegamento con quegli altri. Si tratta di pensare che quelli che facevano i tutor devono essere capaci di collegarsi con i bisogni delle imprese. Si tratta di pensare che le imprese partecipano anche alla costruzione dei percorsi formativi, entrano, per modo di dire, nei consigli di classe, non so come si chiamano in questo caso, ma nella definizione dei percorsi. Non è così banale, perché sono compartimenti che sono sempre stati considerati stagni, sono compartimenti che sempre sono stati considerati in concorrenza anche dal punto di vista delle risorse. Io ho le mie, tu hai le tue, tu hai quelle altre, e il fatto che le risorse non si possono mettere insieme è una cosa che talvolta è molto complessa. Mi pare che invece oggi esista, da quello che io ho sentito, dalle assunzioni di responsabilità degli assessori regionali, dei dirigenti regionali, dei dirigenti del Ministero del Lavoro, da parte delle parti sociali, un'assunzione di responsabilità rispetto alla volontà di rifondare insieme questo sistema, di mettersi insieme in questa fase sperimentale per mettere a posto il sistema. Credo che il lavoro che noi abbiamo fatto va in questa direzione. Chiedo a Giorgio se vuole con qualche parola. Andiamo in questa direzione. Noi abbiamo cercato di fare un lavoro ulteriore. Con molta ironia, l'ironia sta nel percepito della formazione come istruzione e formazione professionale. E
Mi riferisco con questo al fatto che da sempre, da troppo tempo, siamo percepiti in Italia, non nel resto del mondo, come la scuola della serie B. E proprio per questo abbiamo preso Italo Calvino, lezioni americane, le 6 proposte per il millennio, scriveva lui, e noi abbiamo immaginato le 6 proposte per il nuovo sistema duale. Non so quanti di voi l'hanno letto, ma i titoli sono leggerezza, concretezza, ci sono questi 6 punti. Ad ogni punto abbiamo associato appunto una proposta e una conversione in quella logica calviniana di, per esempio, leggerezza. Cosa intendiamo per leggerezza rispetto al sistema duale che noi vorremmo nel futuro? Io lo dico qui, Ludovico, è un lavoro che abbiamo fatto tutti insieme e oggi non c'è stata la possibilità, salvo che non arrivi negli ultimi 2 minuti, di incontrare il Ministro. Era nostra intenzione consegnargli questa nostra idea e credo che le intenzioni si devono portare avanti. E quindi il compito con cui noi oggi finiamo è questo. Ma se volete anche le leggiamo, chiede 10 minuti, non so, vi chiedo anche a voi, 5 minuti, siete stanchi? Volete che le leggiamo? E allora non sono capace a leggere su tutto, attendete un attimo. Esatto. Allora, 6 proposte per il sistema duale. Spunti tratti dalle lezioni americane di Calvino e dalle pubblicazioni della Fondazione per la Scuola. Leggo il primo, leggerezza. Secondo Calvino, la capacità di togliere peso, ma non contenuto, andare oltre il pensiero dominante, abbandonare la rigidità. Diventa per noi del sistema duale, quelli della serie B, semplificazione soprattutto in merito alla normativa che regola la gestione dei percorsi di apprendistato, quando ci evidenziava con forza anche Maria Raffaella Caprioli rispetto a un pensiero forte che esiste in Confindustria. È auspicabile infatti un alleggerimento burocratico nell'applicazione di questo prezioso strumento di placement, al fine di favorirne una maggiore diffusione a livello nazionale. Si allaccia a questo la necessità di pensare a forme di riconoscimento dell'impegno dell'allievo nel raggiungere gli obiettivi formativi e del ruolo cruciale svolto dal tutor aziendale. Ludovico, la seconda. Rapidità. Per Calvino, agilità, disinvoltura, bilanciamento di tempo e studio per raggiungere l'eccellenza. Per noi, flessibilità, modularità nell'organizzazione dei percorsi formativi, dove ciascuna regione possa muoversi nel limite della regolamentazione europea e nazionale, con la flessibilità necessaria per rispondere alle richieste specifiche del tessuto produttivo e del contesto storico. Esattezza. Intesa da Calvino come dare senso al disordine, chiarezza, precisione, creazione di un disegno unitario. Diventa per noi, come proposta del sistema duale, identità. Identità dell'offerta del sistema IFP a livello nazionale, sistema troppo frammentato e poco capillare sul territorio, da valorizzare con policy dedicate assimilabili a quelle attive per gli istituti scolastici pubblici, che possa contare su una rete di attori del territorio, aziende e enti pubblici, in grado di supportare lo sviluppo di progetti strategici a lungo termine e ad alto impatto. Visibilità. Per Calvino, incentrata sul tema della creatività e della fantasia, seppure minate da un sovraccarico di immagini proprio del mondo attuale, della capacità di immaginare scenari di alto valore, della capacità di creare immagini che sappiano raccontare una storia. Per noi creatività, intesa come necessità di includere nel percorso formativo delle attività di supporto allo sviluppo delle soft skill per la valorizzazione della creatività e delle competenze trasversali degli allievi, indispensabili per l'inserimento efficace in azienda,
ma anche valorizzazione e comunicazione delle eccellenze, perché sia data giusta evidenza ai percorsi di successo e sia possibile raccontarne il potenziale, soprattutto nelle regioni dove questo tipo di formazione non ha ancora messo piede. Abbiamo finito, adesso le ultime due. Molteplicità, intesa da Calvino come insieme di infinite possibilità, presenza contemporanea di elementi eterogenei, tensione verso l'infinito, presenza di infinite possibilità all'interno di ciascuno di noi. Diventa personalizzazione. Personalizzazione dei percorsi formativi per lo sviluppo ideale delle competenze degli allievi, affinché possano raggiungere il massimo del loro potenziale. Questo si può ottenere affiancando al raggiungimento delle competenze base richieste, l'attivazione di percorsi trasversali e il potenziamento dei servizi di supporto del matching, tutoraggio, affiancamento, riconoscimento delle competenze, ma grande anche attenzione alla capitalizzazione delle esperienze degli allievi, anche al di fuori dei percorsi standard. E infine, coerenza. Lezione giuntaci incompleta a causa della morte improvvisa di Calvino. Gli appunti sembrano suggerire il tema del percorso, l'importanza dei momenti dell'iniziare e del finire, il tema della scelta. Per noi è sostenibilità, capillarità, continuità dell'offerta formativa attraverso nuove forme di finanziamento a medio termine, basate sull'efficienza erogativa e sui servizi extra offerti, nonché attraverso l'integrazione sistematica di percorsi in continuità, quint'anno, ITS, per garantire un'erogazione omogenea e fornire alle famiglie e agli allievi l'opportunità di compiere una scelta più consapevole e con maggiori garanzie di successo. Diamo adesso la parola a un signore, al Ministro Andrea Orlando, che ringraziamo per essere riuscito ad arrivare con noi. Grazie mille. Grazie a voi. Prego, sì, signor Ministro. Sì. No, buonasera. No, credo che sia importante salutare questa vostra riflessione, questa vostra discussione con alcuni elementi e confortarla con alcuni elementi. Noi siamo in una fase nella quale il tema del disallineamento tra le competenze e il mercato è forte, viene segnalata più volte, un po' per ragioni strutturali, un po' per lo spiazzamento dovuto anche al rimbalzo che cambia molti degli scenari che eravamo abituati a conoscere. Io credo che oggi siamo di fronte all'esigenza di rivedere complessivamente il sistema, adeguarlo, e credo che un passaggio importante passi attraverso la modifica del contratto di apprendistato formativo. Per questo abbiamo già attivato un'interlocuzione con le regioni. La sperimentazione del sistema duale che è stata lanciata nel 2015 è un altro punto, credo, di grande attenzione e rappresenta il primo grande intervento di investimento nazionale per lo sviluppo dei programmi di apprendimento che sono basati sul lavoro, che sono realizzati tramite la valorizzazione dei sistemi di apprendimento duale e di apprendistato di primo livello, con il coinvolgimento di più di 300 centri regionali di formazione professionale che hanno ricevuto finanziamenti per la costituzione, il consolidamento e il funzionamento degli uffici di orientamento e placement, che hanno portato alla definizione di interventi di apprendimento duale nella istruzione e nella formazione professionale per circa 25.000 allievi. Con l'inserimento del finanziamento nazionale annuo del 2018 nella legge di bilancio, le iscrizioni ai corsi in forma duale sono in costante crescita e si attestano oggi nel 2021 intorno al 15% del totale dell'offerta IFP. Nella sperimentazione delle regioni hanno prioritariamente finanziato il quarto anno in forma duale,
con il conseguimento del diploma tecnico professionale, con la conseguente stabilizzazione di circa 22.000 giovani impegnati nei percorsi duali, realizzando anche un rafforzamento della relazione tra centri imprese e centri di formazione professionale, con più dell'80% delle aziende contattate che hanno attivato esperienze in formazione duale. Lo scopo principale che stiamo perseguendo è quello di rendere sempre più sinergici i sistemi di istruzione e formazione con appunto quei cambiamenti di cui parlavo del mercato del lavoro, migliorando la qualità di questi sistemi attraverso i processi di riconoscimento delle competenze, l'adeguamento dei curricula e favorendo il passaggio dei giovani dal sistema dell'istruzione al mondo del lavoro. Stiamo puntando in particolare, su questo mi spiace non essere presente perché mi sarebbe davvero interessato seguire la discussione, il dibattito, confrontarmi anche direttamente, a valorizzare un modello italiano di apprendimento duale, un modello che si giochi su una professione alternata fra scuola e lavoro e che veda le istituzioni formative e i datori di lavoro affiancati anche nella progettazione e nella programmazione. Una strada che, tenendo conto delle specificità nazionali, possa contrastare l'abbandono dei percorsi formativi, che purtroppo è cresciuto con la pandemia, e favorire la transizione dallo studio al lavoro, stimolando così delle nuove professionalità e incrementando l'occupabilità e la riduzione della disoccupazione. Ed è proprio in questo contesto che credo sia opportuno sottolineare un obiettivo molto ambizioso che è stato definito dalla Commissione europea nel Green Deal europeo, cioè la nuova strategia per la crescita che si propone di trasformare l'Unione in un'economia moderna ed efficiente sotto il profilo delle risorse e attraverso la transizione verde e la transizione digitale in tutti i settori strategici per la ripresa. La transizione verso la green economy avrà delle ripercussioni sia dal punto di vista ambientale che da quello economico. L'ipotesi è che se da un lato nel percorso di adattamento sarà inevitabile la scomparsa di molti tipi di lavoro e figure professionali, dall'altra ci dovrà essere un effetto di sostituzione e di transizione occupazionale verso nuove attività che potranno generare nuova occupazione. Per raggiungere questo obiettivo di costruire un'Europa verde e digitale, l'istruzione e la formazione rivestono indubbiamente un ruolo strategico. E per questo motivo anche l'istruzione e formazione professionale deve dare un contributo al raggiungimento di questi obiettivi, puntando allo sviluppo di competenze e di abilità digitali, sia dei discenti, sia degli insegnanti, sia dei formatori. E oltre a questo è necessario lo sviluppo di quelle competenze necessarie per creare figure professionali che siano sempre più rispondenti ad un mercato del lavoro che, come abbiamo misurato, sta cambiando sempre più velocemente. È proprio alla luce di questa transizione verde, di questa transizione digitale, che è necessario ampliare e migliorare in maniera significativa l'offerta di istruzione e formazione professionale, aumentandone nello stesso tempo la qualità e la capacità di attrazione. Per realizzare questo abbiamo insistito in modo significativo, sia in termini di risorse economiche che tecnico-professionali, nel sistema duale, cercando di adeguare il contesto socio-economico a trattare in una modalità del tutto innovativa il tema delle transizioni scuola-lavoro. Dal punto di vista finanziario, le risorse allocate dal Ministero del Lavoro sono progressivamente aumentate, siamo partiti dagli 87 milioni nel 2015 fino ad arrivare a 125 milioni di oggi, anche grazie all'incremento di 50 milioni che sono stati stanziati a partire dalla legge di bilancio del 2018, a dimostrazione del fatto che c'è una spinta nel riconoscimento del sistema duale. Segnalo anche che nei decreti di riparto del 2019 le regioni possono utilizzare le risorse per l'istruzione e la formazione professionali pari ad un ammontare di 190 milioni e finanziare così anche percorsi formativi nel sistema duale, in quanto sistema nell'ambito del quale vengono rafforzati i contenuti di applicazione pratica e dell'istruzione e della formazione professionale. Quindi viene espressamente data alle regioni una flessibilità nell'utilizzo delle risorse finanziarie che può essere finalizzata a valorizzare al massimo l'offerta formativa regionale.
Mi preme inoltre sottolineare come il mio Ministero si è impegnato a proporre un finanziamento del sistema duale all'interno del PNRR, ottenendo un investimento di 600 milioni per il periodo 2021-2025. E questo investimento si pone nella prospettiva di progredire dalla fase di sperimentazione della via italiana al sistema duale verso una fase di progressiva transizione duale sia dei sistemi della formazione professionale sia del sistema dell'impresa, attraverso alcuni punti che vorrei richiamare in modo sintetico, cioè la progressiva standardizzazione delle misure, l'ampliamento dell'offerta di approfondimento duale su tutto il territorio nazionale, il rafforzamento in chiave di filiera dell'offerta di formazione duale, il rafforzamento della propensione delle imprese nell'utilizzo dell'apprendistato duale e della capacità formativa delle imprese. Per la piena attuazione ed efficacia della misura è necessario individuare e promuovere strategie di coinvolgimento degli operatori economici locali, perché credo che anche la pratica lo dimostri, che il sistema delle imprese cambia così rapidamente che spesso le modalità di programmazione tradizionale dell'utilizzo delle risorse non riesce a seguirlo, e quindi è necessario avere quasi, diciamo, una capacità di adeguamento quotidiano. È indispensabile per questo una sinergia di azione che sia finalizzata all'identificazione dei bisogni e una pianificazione flessibile appunto degli interventi formativi, valorizzando il patrimonio infrastrutturale, tecnologico e di conoscenza delle imprese al servizio della progettazione congiunta di interventi in questo campo. Gli obiettivi da raggiungere per capitalizzare queste ingenti risorse consistono prevalentemente nel colmare lo scarto tra la domanda e l'offerta di lavoro e ridurre il tasso di abbandono dei percorsi formativi, cercando di arricchire il bagaglio individuale dei giovani qualificati e diplomati per una loro più efficace transizione lavorativa, in modo da ridurre lo scarto tra le competenze richieste dalle imprese e quelle offerte da parte dei giovani che si affacciano al mercato del lavoro. È proprio in questo quadro che io ritengo molto importante una valorizzazione, su cui stiamo peraltro lavorando, della filiera lunga della formazione tecnico-professionale per l'occupabilità dei giovani, partendo appunto dall'istruzione e dalla formazione professionale, transitando lungo i diversi passaggi fino agli ITS. All'interno del sistema duale considero assolutamente strategica l'attuazione dei percorsi formativi di apprendistato, come dicevo, di primo livello, con il rafforzamento dei sistemi ispirati all'approccio work-based. Ritengo che questo tipo di contratto possa strategicamente ridurre il disallineamento tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e quelle in uscita dai percorsi di istruzione e formazione, quindi fornire un'efficace risposta alle difficoltà delle aziende di reperire nel mercato dei profili che siano adeguatamente specializzati. A questo scopo vorrei segnalare i lavori dell'organismo tecnico dell'apprendistato che sono finalizzati proprio a approfondire l'apprendistato formativo di primo livello, con lo scopo di potenziare l'applicazione tramite analisi e la risoluzione delle criticità nell'ottica di una facilitazione dell'utilizzo da parte di tutti gli stakeholder. Vorrei concludere augurando ancora buona prosecuzione a questo dibattito ideale che in qualche modo è stato promosso e che credo dovrà andare avanti in molte altre sedi nei prossimi mesi. Vorrei concludere appunto ribadendo la strategicità del sistema duale, nella consapevolezza che per la definitiva valorizzazione sarà necessario uno sforzo comune e un'unità di intenti di tutti gli attori, a partire naturalmente dal Ministero che rappresento, le regioni, il sistema imprenditoriale, gli enti di formazione, che potrà sfociare in una fondamentale opportunità per i ragazzi nei prossimi anni. Insomma, è necessario costruire un vero e proprio tavolo permanente che adegui
via via l'utilizzo degli strumenti e delle risorse che stiamo mettendo in campo. E per questo, come dire, l'apporto della società, l'apporto delle imprese, l'apporto delle parti sociali è assolutamente fondamentale per una manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti che dovremmo allenarci a fare sempre più spesso e sempre più rapidamente. Grazie dell'attenzione. Grazie mille signor Ministro. Grazie mille signor Ministro, credo che sia molto importante questo suo ultimo invito il dibattito di oggi credo che lo abbia dimostrato, le parti sociali, le regioni, gli enti di formazione sono in questo momento convinti che questa strada sia una strada che anche culturalmente ci deve aiutare a cambiare il nostro modo di condurre soprattutto i giovani che sono più in difficoltà nel lavoro da una parte, ma dall'altra parte a fare in modo che davvero i bisogni delle imprese riescano a trovare una strada funzionante e superare quei mismatch da cui il suo intervento è partito, da quei mismatch nel mercato del lavoro. Credo che sia una strada e credo che oggi ci siano le condizioni anche di disponibilità culturale e di tutti gli attori che lei richiamava. Mi ha fatto molto piacere che lei lo abbia richiamato in conclusione e la ringrazio molto e chiudiamo la nostra giornata. Buongiorno. Grazie. Grazie mille.